Buongiorno e ben ritrovati. L'appuntamento con la nostra edizione straordinaria anche oggi. Staremo insieme fino alle 14:30 come sempre, ma anticipiamo, come vedete, alle 11:30, mezz'ora prima rispetto al consueto appuntamento delle 12. Vi spieghiamo subito il perché fra poco meno di un quarto d'ora, intorno alle 11:45, anche prima ci collegheremo con il nostro Filippo Fois e i nostri Filippo Fois e Sandro Ponchio, che si trovano a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, perché è in programma alle 11:45 un punto stampa del governatore Zaia proprio da Palazzo Balbi. Vedremo quali saranno le comunicazioni del governatore, insieme evidentemente anche ai suoi assessori. Oggi c'è stata giunta regionale, ci sono anche dei provvedimenti che fra poco vi illustreremo. Vedremo allora quali saranno le parole e gli annunci del governatore Zaia. Quindi fra 10 minuti circa già ci collegheremo con il nostro Filippo Fois, che ci introdurrà a questo punto stampa delle 11:45. Lo seguiremo insieme, vedremo quali saranno le novità e poi commenteremo insieme e torneremo a parlare evidentemente di tutto quello che accade nel nostro territorio, a partire dal Covid, le novità anche del tampone a pagamento da oggi. Ricorderemo quanto è stato detto ieri nel punto stampa di Marghera, la sede della Protezione Civile. Torneremo a parlare di Green Pass e di controlli con il subbuglio all'interno del governo. Come sapete, ieri il ministro dell'Interno Lamorgese ha parlato di una linea morbida, una linea soft con i gestori dei locali che non possono e non dovranno chiedere il documento d'identità. Ci si chiede però allora chi dovrà controllare, come deve essere controllato il Green Pass. C'è un vuoto normativo secondo le forze dell'ordine e per oggi è attesa quella famosa circolare promessa proprio dal ministro dell'Interno Lamorgese, che però è stato in qualche modo tirato per la giacca nel pomeriggio dello stesso Premier Mario Draghi, che invece ha detto i controlli ci saranno e saranno controlli severi. Insomma, c'è un po' di caos anche all'interno dell'esecutivo a Palazzo Chigi su come gestire questi controlli. Poi torneremo a parlare del Green Pass in azienda, un'altra delle ipotesi al vaglio del governo per settembre, e il dibattito che ne segue. Torneremo a parlare anche di quanto si parla di reddito di cittadinanza, come sarà il reddito di cittadinanza, le modifiche a questo provvedimento che non piace a buona parte del governo. Invece Mario Draghi ha detto l'altro giorno: di fondo il concetto lo considero importante. Insomma, ha dato il suo avallo al reddito di cittadinanza, creando comunque malumori sempre all'interno della maggioranza. Parleremo appunto di Covid, di contagi e vaccini con gli ultimi aggiornamenti e poi anche la cronaca del nostro territorio. Ritorneremo a parlare della tragedia di San Pietro in Gu, l'abbiamo raccontata ieri nel nostro telegiornale del Veneto, con purtroppo il bimbo di 7 anni, Christian, che non ce l'ha fatta, è stato trovato riverso nella vasca della piscina Conca Verde a San Pietro in Gu, è stato portato fuori dall'acqua da una giovane bagnina, però non c'è stato nulla da fare. E poi, a proposito di cronaca, vediamo già una notizia di poco fa che riguarda purtroppo la sicurezza nelle nostre case, i furti che ritornano a spron battuto purtroppo, e soprattutto in questo periodo estivo, perché c'è stata una rapina nella notte ad Altivole, siamo nella Marca trevigiana, con 3 soggetti travisati con cappucci e armati di coltello. Uno dei 3 era armato di coltello e sono entrati all'interno di una finestra aperta in un'abitazione dove stavano 2 coniugi 81enni e sotto la minaccia dell'arma si sono impossessati di 4.000 euro e poi si sono allontanati. Fortunatamente non ci sono feriti, ma ovviamente immaginiamo la paura che possono aver passato questi 2 anziani. Allora racconteremo anche questo nel corso dei nostri telegiornali di oggi. Allora torniamo però sulla questione Covid e questione tamponi, in attesa di collegarci con Filippo Fois e Sandro Ponchio da Palazzo Balbi per questo punto stampa del governatore Zaia. Ripartiamo proprio dalle parole del governatore Zaia di ieri, con l'annuncio del tampone non più gratuito per tutti, l'accesso libero dalla mezzanotte, quindi è già in vigore questo regime. Allora rivediamo le parole di Zaia di ieri. L'accesso diretto, senza se, senza ma e senza motivazione, non sarà più garantito. I fattori quali sono? Il primo è quello che il nostro sistema va in crash
La svolta arriva con lo scoccare della mezzanotte, da quando cioè entrerà in vigore il nuovo piano di sanità pubblica per il Veneto, che ridisegna ancora una volta la strategia di attacco al virus ai tempi della variante Delta e del vaccino. Il Veneto era l'unica regione in Italia a garantire l'accesso gratuito per tutti, ma da inizio agosto sono cambiati i presupposti. A dimostrarlo le code ai Covid Point di questi giorni, che hanno imposto un'accelerazione a Palazzo Balbi e quindi l'immediata esecutività della delibera di giunta. Prima il Green Pass, poi le nuove regole per il rientro dei turisti nei paesi di provenienza, Germania in primis. Impossibile garantire il test a tutti, questione di costi ma anche di personale impiegato. Vi ricordo che chi fa i tamponi non sono personale estraneo alla sanità, sono i nostri sanitari. Quindi dagli ospedali dobbiamo distogliere una massa di personale da paura che si va a sommare all'altro personale, che è quello dei centri vaccinazione. Il test resta gratuito per le categorie esentate dalla vaccinazione, minori di anni 12 per esempio, o per chi deve fare visita ai propri cari. Per tutti gli altri avrà un costo in linea con le tariffe nazionali. Il commissario Figliuolo ha fatto un accordo nazionale per 8 euro dai 12 ai 17 anni a tampone e 15 euro sopra i 18 anni, con tutte le farmacie. 22 euro il costo per i turisti che devono rientrare nei paesi d'origine e per chi non è residente in Veneto. L'altra faccia della medaglia è quello delle vaccinazioni, che restano ovviamente gratuite, sulle quali anzi si vuole premere sull'acceleratore. Le dosi certo non mancano, oggi più che mai. Anche per questo si vaccinerà anche a Ferragosto. Agosto sarà un mese interessato da almeno 1 milione di vaccini disponibili. L'appello è che chi vuole vaccinarsi nella totale volontarietà, libertà, poi ognuno fa quello che vuole, si sappiano che ci sono i posti. Non attendete settembre, ottobre, perché poi finisce che ci sarà il caos. Vaccinazione che resta non obbligatoria, sottolinea Zaia, ma che ha di certo cambiato il corso della pandemia. Oggi, se gli ospedali hanno un coefficiente di occupazione del 2%, lo si deve, piaccia o non piaccia, ai cittadini che si sono vaccinati. Deve essere chiaro questo. Io non vi so dire se all'infinito il vaccino ci darà questi risultati. Vi dico che oggi, dati alla mano, la vaccinazione ci ha permesso di non andare a riempire nuovamente gli ospedali. Punto. Allora qual è il vademecum per la questione tamponi, come ci si deve regolare a partire da oggi? Lo spiega il prossimo servizio, sempre di Christian Arboit. Si ribalta il principio generale della gratuità del tampone, nel presupposto che un conto è il tracciamento necessario per monitorare il virus, un altro è la corsa per ottenere il Green Pass, magari per questioni di svago o di vacanza. Da qui gli elenchi puntuali predisposti dalla Regione del Veneto e allegati alla delibera del nuovo piano di sanità pubblica. I tamponi saranno sempre gratuiti per i soggetti esclusi dalla campagna di vaccinazione, come i minori di 12 anni o esenti sulla base di certificazione medica. Lo stesso per i soggetti che presentano sintomi sospetti in base alle indicazioni del medico, per chi accede al pronto soccorso e per i ricoveri programmati. Tampone gratis anche per i soggetti positivi, quelli posti in quarantena e i contatti individuati dal SISP come a basso rischio. Non dovranno pagare gli operatori delle strutture sanitarie e delle RSA, così come gli ospiti e i loro visitatori, che però dovranno presentare evidenza documentale della prenotazione. Esentati dal pagamento gli operatori della disabilità, familiari di disabili e caregiver, così come i minori e gli operatori dei servizi ricreativi ed educativi nel caso in cui sia individuato un positivo. A seconda delle indicazioni, tamponi gratis in specifici contesti di interesse epidemiologico come mense popolari o centri di accoglienza. Chi resta fuori da queste categorie dovrà mettere mano al portafogli. Vale per chi deve muoversi per motivi di turismo, compresi gli stranieri che ritornano in patria a seconda delle norme del paese di provenienza. Il caso più eclatante è quello della Germania, 400.000 i tedeschi che da qui a fine agosto popoleranno le nostre spiagge. Tampone a pagamento più in generale per i soggetti che lo fanno per motivi personali, formula che abbraccia un range ampio di finalità, compreso l'ottenimento del Green Pass per accedere ad attività e servizi. A pagamento anche i test effettuati per motivi di lavoro e per la partecipazione alle cosiddette attività ricreative e di socializzazione, dagli eventi alle manifestazioni sportive. Ogni ULSS sta predisponendo almeno un Covid Point dotato di POS. Peraltro proprio in queste ore, fra un'ora circa, tutte le ULSS del Veneto illustreranno com'è il piano
per venire incontro a questo tipo di nuova delibera e anche per quanto riguarda le vaccinazioni, quindi ci sarà anche un aggiornamento su questo da tutte le ULSS. Più tardi ci collegheremo con Vicenza per sapere come si muove Vicenza. Resta appunto, lo dicevamo prima, il nodo dei controlli sul Green Pass, un nodo ancora non sciolto, la linea morbida o la linea dura. Manca una circolare che è attesa per oggi. Vediamo. Bisogna fare chiarezza e solo con la chiarezza poi potremo fare dei controlli ben precisi. Esiste in questo momento un vuoto normativo sul fronte dei controlli in materia di Green Pass, di fatto demandati ai soli ristoratori, titolari di palestre e piscine, gestori di cinema e teatri, perché le forze dell'ordine non hanno ad oggi strumenti effettivi per verificare se qualcuno fa il furbo. La conferma arriva dalle parole del comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. La norma ha ancora dei lati grigi, non dico oscuri, ma applicativi molto, molto difficili. Ad esempio non è obbligatorio, da quello che è previsto dal DPCM del 17 giugno, che l'esercente faccia l'identificazione del cliente, ma chieda solo il Green Pass. Quindi bisogna capire effettivamente come effettuare i controlli. Quindi anche da parte nostra abbiamo chiesto alla Prefettura, tramite il Ministero degli Interni, che ci siano delle direttive ben precise. Un tema sul quale è intervenuta oggi Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno, che non ha escluso controlli a campione nei locali insieme alla Polizia Amministrativa, ma ha anche sottolineato come saranno i titolari a dover provvedere, anche se non potranno chiedere la carta d'identità ai clienti. Non si può pensare, ha spiegato Lamorgese, che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario, che è garantire la sicurezza. E a questo proposito ha annunciato che è in via di preparazione un'apposita circolare che dovrebbe fornire un quadro più chiaro per tutti, per fare in modo che il sistema del Green Pass non naufraghi sull'impossibilità di verificarne la corretta applicazione. Stiamo per collegarci con Filippo Fois da Palazzo Balbi per il punto stampa del governatore Zaia. Nel frattempo vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione, cioè questa rapina in casa avvenuta ad Altivole la scorsa notte. 2 anziani coniugi di 81 anni in balia dei banditi armati di coltello sono entrati in casa e sotto la minaccia del coltello si sono fatti consegnare 4.000 euro. Indagano i carabinieri di Castelfranco. I ladri a quanto pare sarebbero riusciti a entrare da una finestra che non era del tutto chiusa. Purtroppo tornano in scena le rapine in casa. L'abbiamo raccontato sempre nella Marca Trevigiana poco più di un mese fa circa a Preganziol, nella villa del conte Marcello del Maino. Ora questo nuovo episodio, quindi vi daremo poi ulteriori aggiornamenti su questo ennesimo episodio di violenza perpetrato dai banditi senza scrupoli, che appunto entrano nelle case e si fanno consegnare il denaro, non facendosi scrupoli nemmeno se le vittime del furto sono anziani, coniugi come in questo caso 81enni. Allora io vedo collegato, pronto il nostro Filippo Fois all'interno della sala di Palazzo Balbi. Allora stiamo per collegarci e per sapere quali saranno le novità oggi dal governatore Zaia. Filippo e Sandro, a voi. Buongiorno, dunque siamo in collegamento da Venezia, da Palazzo Balbi, al piano nobile di Palazzo Balbi, lo vedete alle mie spalle. Questo è uno scenario piuttosto abituale anche per i nostri telespettatori, luogo in cui tradizionalmente il Presidente della Regione Luca Zaia tiene i suoi punti stampa, generalmente dopo la giunta regionale. Giunta che oggi non c'è stata, si è svolta ieri e su quello che sarà l'argomento poi della conferenza stampa di oggi ancora c'è il più stretto riservo, per cui sarà una sorpresa anche per noi. Certo che probabilmente per un giorno le tematiche sul Covid, sul coronavirus forse lasceranno spazio a qualcos'altro. Ieri è stato molto importante il punto stampa di Zaia, oggi Vediamo se si è bloccato lo zaino, vediamo se riusciamo a ricollegarci. Nell'attesa aspettiamo di ricollegarci con il nostro Filippo Fois. Nel frattempo, a proposito della giunta regionale, ci sono 2 notizie che riguardano la giunta regionale, 2 decisioni della giunta regionale che è stata appunto si è riunita ieri. Una molto importante perché riporta alla mente, ovviamente a proposito di cronaca, il terribile delitto di Moriago della Battaglia e tutta la discussione che si è fatta successivamente sulla
l'assistenza alla disabilità psichica. Ebbene, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha ripartito, assegnato e liquidato alle ULSS un totale di 8.300.000 euro per le attività territoriali ed extra residenziali rivolte alle persone con disturbi mentali. Si tratta di un settore delicatissimo, fa notare Lanzarin, al quale la programmazione regionale dedica la massima attenzione non soltanto sul piano dei finanziamenti, ma anche su quello dell'organizzazione dei servizi con diversi setting della rete assistenziale. Dunque il progetto dei trattamenti riabilitativi territoriali si basa su 3 prescrizioni principali: promuovere il recupero delle abilità individuali, relazionali e lavorative del paziente con disturbi mentali, rafforzare l'organizzazione dipartimentale come presupposto per il coordinamento e l'integrazione dei vari setting assistenziali ospedalieri ed extraospedalieri, e poi ricomporre con l'allocazione delle risorse l'equilibrio dinamico tra i diversi setting della rete assistenziale. In sostanza, per parlare del lato meno tecnico, proprio rafforzare quella rete che mancò nel caso, ad esempio, terribile di Moriago della Battaglia. L'assegnazione dei fondi alle ULSS prevede 639.000 euro all'ULSS 1 Dolomiti, 1.204.000 euro all'ULSS 2 Marca Trevigiana, 936.000 euro all'ULSS 3 Serenissima, 310.000 all'ULSS 4 Veneto Orientale, 372.000 all'ULSS 5 Polesana, 820.000 euro all'ULSS 6 Euganea, 938.000 euro all'ULSS 7 Pedemontana, 1.118.000 all'ULSS 8 Berica e 1.957.000 all'ULSS 9 Scarigera. Quindi sono i fondi, la ripartizione di questi 8 milioni di euro per le attività legate all'assistenza della disabilità psichica. Una delle decisioni della Giunta regionale del Veneto proprio in queste ore per risolvere un problema e per cercare di dare un aiuto proprio su un problema molto importante e che può avere conseguenze, come abbiamo visto purtroppo nella cronaca con il caso di Moriago della Battaglia. Stiamo per collegarci, vediamo se riusciamo a collegarci. Io intanto dico alla regia che possiamo collegarci da qui, vediamo se riusciamo a collegarci, perché vedo che sta già parlando il governatore Zaia. Possiamo fare da qui se volete. Perché oggi vogliamo presentare, insomma, rendere onore a 3 realtà che esordiranno ad ottobre, se non sbaglio, in Serie A, e sono la Polisportiva Granzette, la Calcio Padova e Audace 5, quindi rispettivamente di Rovigo, Padova e Verona. Calcio 5 femminile, abbiamo 3 squadre in Serie A, quindi poi abbiamo i dirigenti che inviteremo qui per un breve saluto. E io ne approfitto per dirvi che oggi, rispetto ai dati del Covid, abbiamo 604 positivi da ieri, delle ultime 24 ore, e abbiamo fatto 48.065 tamponi. Sono l'1,26% di positivi sui 48.000 tamponi. E i ricoverati in questo momento sono 229, dei quali 206 in area non critica e 23 di conseguenza in area critica. Vaccini 34.686. Vi ho detto questi numeri velocemente per dirvi cosa? Per dirvi che c'è un timido, lento incremento dei ricoverati, perché siamo passati da 206 a 208 per poi passare a 229, quindi è incontrovertibile questo trend, no? È lento per fortuna, siamo ancora al 2% di coefficiente di riempimento delle terapie intensive dell'area non critica, però ora guardiamo con attenzione questo fenomeno. E oggi alle 12.30, per questo io non ho fatto la conferenza stampa, i nostri direttori generali delle ULSS presenteranno il nuovo piano di sanità pubblica rispetto a tutta la campagna dei tamponi e quello dei vaccini. Ricordo ai veneti, vi chiedo di poter ricordare questo, che in questo momento non abbiamo problemi di vaccino, somministriamo Pfizer e Moderna, quindi chiunque arrivasse per assurdo nello spazio del centro vaccinale, decidesse in auto di prenotarsi la vaccinazione da lì al successivo quarto d'ora o mezz'ora, riesce a farlo tecnicamente, perché abbiamo disponibilità nelle agende vaccinali di almeno 100.000 posti già anche in questi giorni.
Siamo pronti per, ve lo dicevo anche ieri, siamo pronti per preventivare circa 1 milione di posti in agenda per tutto il mese di agosto, perché comunque ci sarà un incremento di forniture soprattutto sul fronte Pfizer e Moderna che ci permettono di affrontare la campagna vaccinale per dare risposta a tutti coloro che volontariamente vorranno vaccinarsi. Non vi nego che siamo un po' preoccupati per questo lento e inesorabile incremento di ricoverati, che non è importante, non stiamo caricando 70-80 persone al giorno come diciamo, la proiezione di questi contagiati ci avrebbe dato in altre fasi della storia del Covid, però speriamo di scollinare. Allora, gli esperti ci dicono, esperti, lo sono finché non sbagliano, gli esperti dicono che si dovrebbe arrivare al giro di boa a metà agosto, se non è a metà sarà fine agosto, però insomma in questo mese si dovrebbe avere un cambio di direzione. Cluster ne abbiamo sempre, ne abbiamo scoperto uno a Caorle, tra l'altro abbiamo una Cologna e fra l'altro ne abbiamo, il direttore generale ha fatto bene, ha disposto anche, mi sembra che su una sessantina di ragazzi ce n'erano già 10 positivi, quindi abbiamo chiuso tutto e sono finite le vacanze per quella colonia. Penso che sia un'applicazione del piano di sanità pubblica onde evitare la diffusione magari di un cluster. Tutto sotto controllo, sono già rientrati, sono in fase di rientro, veloci nell'identificazione e via. Abbiamo cluster soprattutto nella fascia di età che va dai 14 ai 29 anni, quindi tra i giovani, e quindi l'appello è sempre quello di evitare gli assembramenti, se ci andate per qualsiasi motivo poi indossare la mascherina. Sì, il clima del liberi tutti non è un clima che ci dà una mano a controllare il virus, e considerate che la vera sfida è rappresentata dal fatto che dei 23 ricoverati in terapia intensiva la quasi totalità non sono vaccinati, quindi è un'ulteriore dimostrazione che la vaccinazione rappresenta un fronte importante rispetto a tutto questo. Stiamo andando avanti con le prove e le validazioni dei tamponi salivari, diciamo quelli, i ciupa ciupa come li chiamo io, no? Si può dire, da utilizzare nelle scuole. La nostra sfida è quella di poter utilizzare, diciamo, un tampone ancora meno invasivo del nasale e quindi di utilizzare i salivari per partire con un progetto di scuole sentinella. Peraltro devo anche dire che anche il generale Figliuolo mi ha chiesto il progetto del Veneto, noi gliel'abbiamo inviato sapendo che noi abbiamo fatto, e voi sapete che io ho un ottimo rapporto col generale, sapendo che noi abbiamo fatto già il progetto scuole sentinella in passato finché erano aperte le scuole, fra l'altro fatto dalla Prevenzione del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova, ovvero il professor Baldo, che ringrazio, al quale fra l'altro chiederemo ancora, assieme alla nostra prevenzione, di affinare ancora di più il progetto per l'apertura del prossimo anno scolastico. Alle famiglie cosa dico? Che è una domanda ricorrente che ci fanno. Dico che noi la scuola la vogliamo riaperta in presenza. So che c'è qualcuno, soprattutto nell'ambito dell'università, che scrive e dice ma dovreste garantire i 2 canali, no? Però se abbiamo deciso che si fa in presenza, si fa in presenza, non è che adesso passiamo da un estremo all'altro e alla fine ci fermiamo a metà del quadro perché dobbiamo garantire un po' tutto a tutti. Sì, io penso che mantenere in vita la DAD sapendo che si può fare la scuola in presenza non sia bene, nel senso che abbiamo fatto una battaglia per tornare a riaprire le scuole ed è giusto che si rifacciano in presenza, perché questo è un diritto degli studenti. E infine volevo dirvi rispetto ai tamponi. Oggi i direttori generali parleranno dei tamponi. Ripeto, io capisco che c'è sempre qualcuno che si agita e qualcuno che si è perso anche per strada un po' di puntate della serie. Quindi questa decisione del Veneto, che peraltro era l'unica regione in Italia che da 2 mesi faceva i tamponi gratis a tutti, è una decisione che non è contro qualcuno, è una decisione dettata dal fatto che il personale ci serve negli ospedali, perché a differenza delle altre fasi oggi abbiamo anche le vaccinazioni. E poi, per un altro motivo non irrilevante, oltre 50.000 tamponi al giorno creano code paurose e si rischia di lasciare
fuori, magari in lunga attesa, chi magari ha veramente il rischio di avere il virus perché ha un contatto stretto di positivo, il positivo, o magari il familiare che deve andare in casa di riposo a far visita all'anziano e non riesce a farsi il tampone, o altre categorie. Ricordo che queste categorie che ho citato, positivi, sintomatici, i contatti dei positivi, tutti i familiari degli ospiti delle case di riposo, coloro che vanno in ospedale, hanno il tampone gratuito come ce l'hanno i minori di 12 anni. E infine vi ricordo anche, ho visto che non è stata ben compresa, non è che noi ci siamo inventati una cifra, c'è un accordo nazionale fatto dal commissario Figliuolo con le farmacie che prevede 8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni per il tampone. Giusto? Tutto qua, cioè non c'è un modello Veneto di soldi, cifre, guadagni, non ci guadagniamo nulla noi a fare tamponi, cioè che sia chiaro, nel senso che non è il core business della ragione, il core business della ragione è quello di curare i cittadini, punto. E basta, io vi lascerei spazio per le domande, dopo citerei a presentare assieme a voi queste 3 squadre che ci faranno onore, insomma, cioè, visto considerato che sta andando bene per il Veneto ultimamente con lo sport. Giusto? No, tanto. Olimpiadi tutto, e europei, Olimpiadi, tutto la quinta finale delle Olimpiadi della Federica, anche dobbiamo ricordare. Esatto. Orgoglio Veneto. Domande ragazzi? Prego. Sì, Maria Vittoria Vagarella, TG Veneto News. E invece per quanto riguarda la terza dose, si parla di un possibile piano del governo, lei può annunciare qualcosa? No, io posso solo annunciare che immagino, per logica conseguenza, che la terza dose interesserà per primi, non solo dal punto di vista temporale perché hanno fatto per primi il vaccino, ma anche per un fatto di opportunità, qualora ci fosse la terza dose, i lavoratori della sanità, le RSA e categorie diciamo essenziali. È vero che sono stati i primi a fare il vaccino, vi ricordo che noi abbiamo iniziato a vaccinare il 27 dicembre 2020 con quelle famose 827 dosi iniziali e da allora ovviamente è partito il timer. Allora, lo diceva Fauci in un'intervista data circa forse un mese fa, l'ho vista in un quotidiano straniero, diceva che alla domanda quanto durano gli anticorpi, lui ha detto 1 anno, più anni, forse anche all'infinito, nel senso che oggi non abbiamo misura di quanto duri la risposta anticorpale. È vero che poi ci sono sempre gli scienziati che sanno tutto e dicono ma è semplice, dovete fare il prelievo del sangue a tutti. Sì, va bene, è semplice a dirlo ma non a farlo. Cioè noi 5 milioni di prelievi, elaborazione di prelievi, sì, ovvio che questa sarebbe la perfezione in assoluto, fermo restando che vi ricordo che oltre alla copertura anticorpale, cioè la risposta diciamo immunologica che dà il fisico, c'è neanche una copertura che non è anticorpale, che è quella dell'immunità cellulare. Questa è un'altra misura che noi oggi non riusciamo a fare. Verosimilmente io immagino che al giro del boa di 1 anno la terza dose apparirà all'orizzonte, perché comunque ormai se guardate anche tutto quello che viene scritto dal CTS dice dai 6 ai 12 mesi per la prima dose del guarito e il riferimento dei 12 mesi ormai sta diventando una sorta di pietra miliare per dare una copertura diciamo anticorpale. Considerate che sui vaccini ho visto che le big pharma dicono, insomma i produttori dicono che comunque confermano quei vaccini, nel senso che quindi comunque sarà una terza dose per chi la farà, per chi vorrà farla, ovviamente del vaccino che ha già fatto. Prego. Buongiorno, io volevo chiedere 2 cose. La prima, mi pareva di ricordare che il dottor Rassu, che adesso è il coordinatore delle nostre microbiologie, avesse iniziato uno studio anche lui con tutte le nostre dottorici di microbiologia per capire appunto la durata degli anticorpi e volevo capire che tutto sia. La seconda, volevo chiedere se sono stati poi alla fine coinvolti i pediatri di libera scelta nelle vaccinazioni della fascia più giovane e la terza, visto che sono arrivati 25 miliardi per il piano di ripartenza, quanti ne aspettano al Veneto e quando arrivano? Grazie. Allora, partirei della terza, ancora sulla ripartizione non ti so dire.
La seconda, sui pediatri di libera scelta, gli incontri li ha fatti l'assessore Lanzarini e sinceramente non ti so dire se ha chiuso o non ha chiuso questa partita. Se mi confermi te, so che aveva degli incontri e tra l'altro l'assessore non c'è in questi giorni, quindi non ho informazione, ma immagino insomma, che i pediatri sono sempre stati a disposizione, cioè non sono mai stati percepiti come un problema, sono una risorsa. Ricordo a tutti che la vaccinazione diciamo dei minorenni fino ai 12 anni, sono dai 12 ai 18 anni, è una vaccinazione che è sempre volontaria e è in capo, la scelta è in capo ai genitori, tranne in qualche caso ho visto che c'è la sentenza di tribunali che danno ragione al figlio minorenne che vuole vaccinarsi contro il genitore che dice di no. È accaduto in Piemonte, se non ricordo male, anche qui c'è, ho visto 2 o 3 sentenze visto di questo genere. Per quanto riguarda il dottor Rassu, si sta andando avanti con quello, ad oggi non abbiamo dati, o meglio abbiamo dati ma non organizzati, elaborati. C'è da dire che il dottor Rassu con le microbiologie sono anche impegnati a fare una sorta, fra virgolette, di validazione in house di molta diagnostica, tipo i tamponi salivari ed altro che ci sono sul mercato. Più o meno il target sono 5.000 test che vengono fatti su popolazione, diciamo, con le microbiologie del Veneto, e ovviamente con test in doppio con il molecolare per verificare se l'attendibilità dichiarata, l'attendibilità poi che noi rileviamo. 5.000 test al giorno salvari? No, 5.000 test per tipo di test. Sì, nel senso che non si dà il test che si chiama Pinco Pallino, l'obiettivo è quello di provarlo in 5.000 casi in maniera tale di avere un minimo di... Però considerate che noi ormai siamo pronti a una gara per fare in modo di entrare nelle scuole con i salivari come azienda zero. Adesso non so se hanno bandito, se hanno fatto, no, questo non ve lo so dire e non compete neanche a me sinceramente. Poi farete campione nelle scuole? Sì, sempre a scuole sentinella. Scegliete un campione di scuola rappresentativo dal punto di vista epidemiologico, quindi saranno complessi scolastici importanti, cioè con tanti studenti. Ma sì, vengono sicuramente quelli. Io penso che qualche incremento in più lo dovremmo fare, perché il viaggio è lungo, cioè si inizia a settembre e si finisce a giugno. Invece l'altra volta abbiamo fatto ad aprile per finire a giugno. Sì, l'altra volta erano solo medie, questa volta fate anche una superiore, scusate, sì. Una superiore. Dobbiamo entrare anche nelle superiori. Quindi rimane medie superiori. Sì. Dopo non so se la prevenzione, visto e considerato che facciamo il tampone salivare, trovo anche una soluzione per andare anche nei bimbi, visto che il tampone salivare è un'invasività che è zero praticamente. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, dei nuovi ricoverati, c'è questo leggero ma preoccupante trend di ricoveri in terapia intensiva. Avete un profilo? Cioè chi sono questi che finiscono? Allora, nei ricoverati noi abbiamo quasi un 70% che sono non vaccinati, esattamente mi sembra sia il 66, qualcosa ad oggi. Non vaccinati. C'è da dire che il dato che è rappresentativo, che la proiezione sulle terapie intensive diventa quasi totalitaria per i non vaccinati, vuol dire che in via empirica, perché noi non siamo qui con un'analisi fatta diciamo puntuale, in via empirica ci potrebbe dire che il vaccino attutisce l'impatto del virus e non ti porta in terapia intensiva. È anche vero che i ricoverati che abbiamo non sono ricoverati diciamo allo strano e messi male. Sono giovani, anziani? Sono cinquantenni, stragrande maggioranza che aveva questa fascia di età. Un'altra domanda, Presidente, per quanto riguarda questa ampia disponibilità di vaccini, 1 milione per il resto del mese di agosto, avete intenzione di incentivare le vaccinazioni con qualche iniziativa? Sì, allora incentivare di essere a disposizione di chi vuole farsi il vaccino, perché è proibito anche di incentivare ormai qui da noi, no? Sapete che bisogna anche bisogna fare PIP invece del vaccino, così non. Allora, io non porto una posizione ideologica, so che la legge dice che se uno vuole vaccinarsi ha diritto ad avere il vaccino, facciamo in modo di organizzare la vaccinazione. Abbiamo delle iniziative nelle singole ULS
diciamo che sono iniziative estemporanee, che lo dicevo l'altro giorno, il Calcio Mogliano, tanto per parlare di squadre di calcio, ci ha chiesto di poter vaccinare i ragazzini delle primavere, quello che è, poi ci ha detto ma visto che ci siamo, ci chiedono anche i genitori che non sono vaccinati di vaccinarsi, ma visto che ci siamo ci ha parlato di un'altra squadra che sarebbe... Allora, quando si creano questi contesti è diseconomico farli andare in un centro vaccinale perché ci metti meno a organizzare le vaccinazioni, quindi vedo che molte associazioni chiamano le ULSS per organizzare dei come si può dire, degli open day, diciamo, dedicati al vaccino day, Vax Day. Senti, invece per quanto riguarda la scuola, sì, che disposizioni ci sono a livello nazionale e quindi regionale sui trasporti? Perché il problema poi è quello della capienza. Cioè restiamo al 50, al 70, passiamo al 100. Io penso che con l'apertura della scuola verrà rimaneggiato dal CTS le linee guida, cioè immagino che non resteranno le linee guida di oggi. Resta sempre un problema cruciale che non c'è materiale, cioè non c'è materiale rotabile, non ci sono nuovi treni che si possono acquistare piuttosto che nuovi pullman, questo è il dato di fatto. Cioè, lo dico perché poi abbiamo passato mesi a sentirsi dire dovevate programmare, sì, con la diligenza, cioè i carri, con cosa? Non c'è, cioè, anche volendolo acquistare non c'è sul mercato. Quindi risulta che si possa arrivare al 100%? Secondo me faranno delle linee guida più restrittive. Più restrittive del 100%. Ah, quindi si scenderà. È probabile, magari vanno all'80 come è già accaduto. Però questo è in capo al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Ok, l'ultima domanda invece è una curiosità. Prego. Volevo sapere che cosa pensa lei del comportamento di molti ristoratori, baristi o comunque esercenti di pubblici esercizi, che alla richiesta di prenotazioni da parte di clienti pongono la domanda: lei ha il Green Pass? Sì, ho il Green Pass, e allora per lei posto solo dentro. Nel senso che per non perdere i clienti lasciano le ore, per esempio plateatico, ai non vaccinati, ai non tamponati e si ritrovano poi anche persone che rifiutano a quel punto la prenotazione perché si sentono discriminati. Sì, c'è da dire una cosa, che poi mi metto anche io non voglio giustificare nessuno, cioè non conosco i casi specifici e questo ti prego di registrarlo perché non so neanche se c'è una notizia sui giornali, quindi dico semplicemente questo. Penso anche che se un gestore ha 10 posti all'esterno, ne ha 50 all'interno, cercherà in tutte le maniere di tenerli liberi se qualcuno che non ha. È ovvio che poi c'è la possibilità che tu non puoi più decidere, però sinceramente lo sento da te, immagino che ci sarà anche questo, cioè, come si può dire, è il segno dei tempi, mai avremmo pensato di dover prenotare in base a un certificato se dentro o fuori, cioè, immagino che se lo stesso ristoratore avesse 200 posti fuori ambirebbe a riempire tutto fuori per far vedere che il ristorante sta lavorando, no? Penso che mai sarà accaduto in città, in città gli spazi all'aperto sono risicati. Però insomma io spero non diventi una guerra tra poveri, cioè abbiamo bisogno di fare questo percorso tutti assieme e venirne fuori, poi lo ricorderemo come un bruttissimo periodo e finisce lì. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Volevo chiedere, tornando ancora sulla scuola, cioè mi pare che ci siano due condizioni da rispettare per cui la scuola si voglia iperventare e non ci sia dato come giustamente ha detto lei, che tutti gli studenti siano vaccinati e lo stesso gli insegnanti. Se gli insegnanti non sono vaccinati dopo 5 giorni mi pare perdono il posto di lavoro e vengono sostituiti. Allora avete in programma un'azione mirata per coprire quella fascia, mi pare sia intorno al 10-15% del personale che non è ancora stato vaccinato, visto che la scuola ormai manca un mese alla riapertura? Allora, noi nella scuola abbiamo l'82% degli operatori vaccinati, operatori, perdonatemi, cosa significa insegnanti e lavoratori della scuola. L'unica cosa che possiamo fare è degli appelli che facciamo quotidianamente anche a vostro tramite, no? No, anche perché oltretutto non abbiamo neanche le liste noi dei dipendenti della scuola, vorrei ricordare. No, un accordo io penso che ho letto ieri una dichiarazione di Garattini, del professor Garattini,
E lui ha fatto una riflessione che io condivido appieno, immagino anche voi, diceva, ma alla fin fine i docenti sono delle istituzioni, devono dare l'esempio. Io penso che in questa fase, se noi vogliamo mettere in sicurezza la scuola, dobbiamo chiedere questo sacrificio, perché per alcuni è un sacrificio. Io penso che non ci sia nulla da vergognarsi se una persona ha paura di assumere un farmaco, no? Ci facciamo le domande anche per assumere un'aspirina, come dico sempre, per cui immagino che qualcuno possa anche avere delle perplessità. Nessuno si diverte a farsi vaccinare, però è pur vero che se tutti avessimo fatto così oggi saremmo nuovamente in ginocchio. Cioè va riconosciuta questa. Quanto abbiamo sentito parlare di bene comune, di senso civico, del senso di squadra, non siamo più comunità. I vaccini hanno dimostrato che l'82% di veneti hanno deciso di farlo, altri no. Io rispetto la loro posizione, ma non si dica che questa è solo una scelta personale, è anche di comunità, da una parte e anche dall'altra. Poi peraltro, perdone, io mi ricordo che gli stessi che ci criticano oggi sono gli stessi che mi sfidavano dicendo: perché non ti vaccini? Mi sono vaccinato. E adesso sono colpa perché mi sono vaccinato, gli stessi. Prego. Per quanto riguarda i tamponi, è probabile, come l'ha detto lei, insomma, che il boom di questi giorni è legato all'introduzione del vaccino, ma siamo in grado comunque di dire che le strutture sanitarie del Veneto garantiscono il servizio a pagamento, ovviamente prodotto da tutti, piuttosto che vadano dai privati. Sì, noi abbiamo il prezzo è calmierato da un accordo nazionale, quindi tutte le regioni si erano adeguate e noi siamo stati gli ultimi. Ci sono 600 farmacie su 1200 che hanno aderito a fare i tamponi in farmacia, dopodiché loro hanno semplicemente da mandare un modulo se vogliono aderire al prezzo. So che si stanno tutte più o meno allineando, sono 8 euro e 15 euro. La differenza la paga lo Stato. Dopodiché noi, comunque come pubblico, dotiamo parecchi centri vaccinali di POS e quindi delle strutture, dell'hardware per pagare sempre 8 euro e 15 euro. Ma non sono prezzi che ci siamo inventati noi, sono quelli della tariffa nazionale. Cioè no. Prego. Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Volevo buongiorno. Il tema di tamponi, sì. Quanto la Regione ha speso e sta spendendo anche in questo momento in cui ha aperto a tutto e a tutti, ha un'idea di... Ma puoi fare un calcolo, allora se dovessimo mettere a tariffa vengono fuori cifre da paura, nel senso che 50.000 tamponi, quanto valgono? Se fossero 10 euro a tampone sono 500.000 euro al giorno. Cioè, guardate che il Covid in Veneto è costato 1 miliardo alla fine, avevano 700 milioni alla fine della scorsa estate. Io penso che ragionevolmente, sto parlando di tutto quello che è Covid, pensate solo ai dispositivi cosa pesano negli acquisti, cioè, i dispositivi, noi abbiamo camion e camion di dispositivi, uno dice sì, ma una mascherina costa 20 centesimi, 10 centesimi, ma noi ne consumiamo milioni di mascherine, e se li mettiamo a una cifra verosimile, dopodiché considera che il supporto quanto ci costerà? 2, 3, 4 euro. Facciamo molta economia di scala, perché noi, a differenza della farmacia che ne fa 2, 3, 4, 5, 10 tamponi, noi ne facciamo in una sessione in un centro di tamponi, possiamo farne anche 2.000, 3.000 in un giorno, quindi c'è un abbattimento dei costi del personale pauroso. Però insomma, verosimilmente non lo so, 5, 6 euro, il costo aziendale 7, non lo so. Fino a un certo punto, nel senso che noi abbiamo sempre, come si può dire, il calderone dei finanziamenti, e in tutto questo ci va dentro, ma non è che siamo rimborsati a fare ad libitum tamponi. Se Veneto spesso ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Immagina quando ci siamo comprati i respiratori, non c'era mica rimborso, noi siamo andati a comprarceli in Svizzera quella volta, quando abbiamo comprato le partite, ci siamo comprati le siringhe. Vi hanno detto, ma non ho neanche sentito l'iniezione. L'avete sentita questa frase qua? Cioè, noi abbiamo comprato le siringhe buone, noi altri. Nel senso che abbiamo preso delle siringhe, al di là della battuta sull'iniezione,
che ci permettono di fare quel lavoro di tirare fuori la 7ª dose da Pfizer, l'11ª dose da Moderna. Abbiamo speso 200.000 euro per non so quanti milioni di siringhe. Quindi sono sempre attività che abbiamo fatto per dare servizi ai veneti, ma noi abbiamo portato a casa più vaccino con questo sistema. A parità di forniture noi abbiamo tirato fuori una dose per flacone in più. Pensa che il primo giorno io mi ricordo chiamai a Roma perché vedevo buttare via i flaconcini il 27 dicembre con il vaccino dentro. Ah, ma c'è un ordine, la ditta dice 5 dosi, non capivo, poi usa masso. Infatti noi siamo arrivati a 7 dosi. Pfizer e 11 Moderna. Lo facciamo nel 70% dei flaconi. Questo 1 miliardo da inizio emergenza? Secondo me sì, se non siamo arrivati siamo tanto vicino. E il rimborso che avete ottenuto qual è? Non so perché arrivano. Al momento non lo so, comunque onestamente le risorse ne sono arrivate. Sì, questo sì, adesso la contabilità giusta non te lo so dire. Se vi serve vi facciamo avere il dato. Presidente, un'altra precisazione su quello che ha detto prima, parlava di metà agosto e di giro di boa. Sì. Quindi modello di previsione già vi danno un calo o un aumento? Perché il giro di boa non lo inteso. Guarda, agosto dovrebbe essere la deadline, no? La fine del giro di boa, cioè il fatto che dovremmo iniziare una discesa. Considerate che questa ondata della variante Delta, che ormai è ubiquitaria, cioè non serve neanche più fare la sequenziazione, tanto è Delta, e c'è qualcosa di beta, ma poca roba, e c'è da dire che questa variante noi ce la stiamo ormai portando dal primo esordio almeno da 3 mesi, più o meno, quindi la storia ci insegna. Considerate che il fatto che ci siano tanti positivi asintomatici la rende anche endemica, nel senso che si diffonde nella comunità e noi non lo sappiamo. Tanto è vero che nei tamponi che abbiamo fatto anche negli ultimi giorni spesso troviamo i positivi che non sanno neanche di essere positivi, ma che sono stati tamponi. Ecco, volete una roba sui tamponi. Molti di quelli che venivano a fare tamponi non erano necessariamente Novax che non avevano voglia di farsi il vaccino, molti sono anche cittadini che si sono fatti il vaccino, non riescono a scaricarsi i Green Pass, hanno avuto difficoltà, e qui appello al governo che guardi sta anagrafe vaccinale. Noi abbiamo un sacco di cittadini vaccinati con 1 dose e 2 dosi che dicono che da Green Pass non disponibile sul sito, e questo non va bene. Ecco Presidente, e tra quelli appunto che fanno il tampone per necessità ci sono poi i turisti, i nostri turisti. Ecco, Alberto Maschio dell'Associazione Casolana Albertatori ha chiesto un aiuto alle US, anche alla Regione, per la massiccia richiesta di test proprio da parte di turisti, in particolare tedeschi, che stanno tornando. Ecco, lei cosa risponde? Beh, che sono in quella zona, cioè nelle nostre spiagge venete si calcola che mediamente dovremmo avere un rientro, una movimentazione di tedeschi. Perché parliamo di tedeschi? La Germania ha fatto 2 cose: ha tolto i tamponi, cioè non fa più i tamponi gratis a nessuno ormai da 1 mese, 3 settimane, e impone a rientro in Germania dei turisti non vaccinati il tampone delle ultime 24 ore. Quindi vuol dire che 400.000 turisti tedeschi che rientreranno, che sono quelli di agosto, che rientreranno gradualmente in Germania, si calcola che metà, 200.000, potrebbero non essere vaccinati. Quindi questi avranno necessità di farsi un tampone prima di tornare a casa. Proprio per questo motivo al dottor Filippi, ma anche al dottor Contatto, abbiamo detto di implementare i punti tampone a pagamento, perché il turista deve pagarsi il tampone, che è 22 euro, e nelle zone costiere, nelle zone anche per il lago di Garda, dove insomma ci sono movimentazioni particolari. Quindi noi rispondiamo che la parte pubblica fa dal servizio, poi ci sono farmacie private e tutto quello che è, cioè la mole è tanta, sono 200.000. Più punti tampone? Sì. E poi invece sui sanitari Novax, avete dei dati sui sanitari che hanno cambiato idea dopo l'ultimatum delle ULSS e magari hanno deciso di vaccinarsi? A Treviso ci sono 61 sanitari che hanno prenotato la dose. Sì, allora ci sono, non ho il numero, possiamo averlo in tempo reale, sinceramente non ho chiesto il numero, però ci sono degli ravvedimenti, definiamoli così.
ma ieri avevamo 4.000 persone in Veneto e 1 migliaio erano sanitari, medici. So che comunque c'è una forma, diciamo, di compensazione con nuovi accessi. Noi peraltro tramite i direttori generali, che sono i loro datori di lavoro, diamo anche più chance in agenda, per più possibilità per vaccinarsi. Tra l'altro si trova in un periodo nel quale ci sono posti, quindi non è che problemi a vaccinarsi. Prego. Mi scusi, volevo chiedere una cosa che mi sono dimenticata. Ho visto che il governo dà alle regioni un finanziamento a parte per l'assunzione di, chiamiamoli, supplenti nella scuola, che dovessero subentrare eventualmente agli insegnanti che, non essendo vaccinati, il quinto giorno devono stare a casa. Io volevo capire se questo finanziamento è già arrivato per il Veneto e se c'è un finanziamento simile anche per i sanitari, perché, come diceva giustamente lei, lasciare a casa tanti sanitari rischia di mettere in crisi il sistema. No, sui sanitari a me non risulta. L'altro immagino che sia dedicato all'ufficio scolastico regionale. Quindi voi non avete ancora cifre? No, perché noi non siamo stati coinvolti, il personale non è nostro, cioè, vista da fuori, la sento da te, cioè, il fatto che noi si vada ad assumere insegnanti, diciamo, supplenti, si vede veramente come realtà avulsa, perché non abbiamo graduatoria, non sappiamo, cioè, immagino che sia l'ufficio scolastico regionale. Mentre per i sanitari come vi state organizzando per tamponare? Guarda, intanto con molta speranza, nella speranza che poi si chiuda bene sta vicenda, io sono fiducioso. Passerà anche questo momento, che dura da 18 mesi. E sapete, io dico sempre che dopo la pioggia viene sereno, e uno mi ha scritto che qua piove secco. Però, a parte le battute, so che i diversi direttori generali, che sono i loro datori di lavoro, stanno tentando di trovare incastri migliori, nel senso che di compensare. Ovvio che alcune sono anche professionalità, come si dice, non irrilevanti, per le quali veramente c'è l'unica preghiera che faccio è che valutino di vaccinarsi, perché la legge non l'abbiamo fatta noi, prevede questo. Cioè. Sono sempre 85 i sanitari sospesi o sono aumentati? Penso che ce ne sia, sì, forse anche qualcuno in più, cioè sono le singole ULS, magari vi faremo fare un focus, se ti ricordi, un focus sui sospesi. Grazie. È possibile parlare di altri temi velocemente? Sì, se andate veloci poi presentiamo le squadre. Bene, allora Presidente, lei oggi in un'intervista al Corriere della Sera esprime perplessità sul reddito di cittadinanza. Sì. Mi pare che il Presidente del Consiglio Draghi in una battuta abbia riferito che lo considera importante e quindi della politica sociale del Paese. Nella pagina a fianco, non perché voglio citare sul Corriere, però il governo sta pensando di modificare tutto il regime della cassa integrazione e di renderla strutturale anche per quelle categorie e per quelle aziende che mi sono sprovvisti in questo momento. Quindi si va verso un ridisegno del welfare da tutti i punti di vista. La sua proposta in proposito quale sarebbe? Qualche suggerimento da dare a Salvini, al Ministro? No, guarda, io faccio capire un attimo. Intanto io non ho suggerimenti da dare a nessuno, perché non è il mio mestiere. Ho risposto a una domanda in mezzo a tante domande, peraltro ho risposto in maniera, perdonami, molto più compiuta di dire che non sono d'accordo. Ho detto, ma la sintesi che faccio io è questa: io ho detto semplicemente che il reddito di cittadinanza non è una novità, altri paesi lo sanno utilizzare meglio di noi. Devo anche aggiungerti che ho anche detto delle cose che non sono scritte, ho detto guarda che ci sono delle persone che comunque hanno necessità del reddito di cittadinanza, chi è ai margini della società, persone che hanno difficoltà anche fisiche, cioè ci sono delle condizioni per le quali non è sufficiente dire trovati un lavoro, e questi vanno salvaguardati senza se e senza ma. Poi c'è un contingente di persone secondo il principio, cioè secondo il quale il reddito di cittadinanza dovrebbe servire a loro in attesa che si trovino un lavoro. Quindi sono persone in età lavorativa in grado di lavorare e di mantenersi, ma non hanno un lavoro. Lì sostengo che è più semplice, se dobbiamo trovare un lavoro, finanziare il datore di lavoro perché li assuma con reddito di cittadinanza, piuttosto che pagare qualcuno e stare davanti alla televisione e aspettare che qualcuno richiami. Tutto qua. Del resto le cronache che voi riportate tutti i giorni rispetto al reddito di cittadinanza rivelano anche questa punta dell'iceberg di chi se ne approfitta di un finanziamento, diciamo, come si può dire, etico, sostenibile,
difendibile per certi versi, ma lo fa diventare una questione di malaffare, di malagestio che non va bene. Quindi questa è la mia posizione. La riforma del welfare, all'interno della quale si discute non solo del reddito di cittadinanza, ma si discute di tutto quello che è lo scibile umano rispetto al welfare, vi ricordo che è strettamente legata al piano, al Recovery Fund, al PNRR. C'è un pacchetto di riforme che questo Paese deve approvare per accedere ai fondi, o meglio un impegno preso formale. Sì, non era a costi zero il recovery, quando dicevamo guardate che c'erano anche le riforme da fare, non ci sono solo i soldi, adesso stanno arrivando le riforme. Comprano 10 miliardi. Prego? Comprano tra gli occhi 10 miliardi. Sì, guardate, sul lavoro io ho detto una cosa, ci vuole chi la scrive, io non sono un esperto di lavoro, mi guardo bene ad ipotizzare robe che poi rischio anche di essere smentito, però dico, chi la scrive deve pensare prima a quelli che sono spaccati la schiena a lavorare e che hanno dei diritti, che hanno maturato, no? nel corso della loro carriera lavorativa, qualunque sia la carriera lavorativa. Dopodiché ci vuole il tema del buon senso e pensare a un paese moderno. Grazie. Allora, posso chiedere una cosa? Cosa è successo? No, niente, mi collego. Incontinente questo. No. Grazie per la parola. Sì. No, una cosa semplice, mi collego al discorso che ho fatto prima per il discorso dei ragazzi di scuola, eccetera, dei 12 anni in su. Noi come società sportiva del Padova abbiamo solo ragazze e abbiamo più o meno circa 200 ragazze. E abbiamo un problema serio per quanto riguarda il discorso dai 12 anni ai 18 anni. Fatto 100 che le prime squadre sono vaccinate e via di seguito. Abbiamo questo problema perché i genitori hanno, c'è chi dice sì, chi dice no, quindi libera scelta e quant'altro. La federazione ci impone o Green Pass o vaccino, o tampone, scusa, 48 ore. Quindi vuol dire che una ragazzina che deve fare 2 allenamenti a settimana fa 2 tamponi, assurdo. E il problema è, mi aggancio a quello che aveva sentito, perché qualche società aveva chiesto un discorso di poter capire come si può, avete un'idea, si può darsi un'idea di come poter risolvere questa cosa in qualche maniera? Intanto noi siamo rispettosi della libertà di scelta, quindi non entriamo minimamente in questo. Tanto è vero, voglio farvi notare che questa è una regione che non ha fatto un manifesto per le vaccinazioni, nessuno mai se ne è accorto, ma noi non abbiamo fatto uno spot, un manifesto, niente, proprio non c'è stato, proprio per evitare proprio che si pensasse che la regione dà servizio e basta. Queste squadre, questo è il calcio mogliano, che un sacco di ragazzi, ne ha centinaia, ci hanno chiesto di andare, hanno sostanzialmente scritto a tutti i genitori, quindi hanno fatto un'anagrafe di tutti i vaccinandi, quelli che vorrebbero vaccinarsi, e faremo una sessione di vaccinazione, una mattinata e fanno le vaccinazioni. Più in là non si può andare, cioè no, perché magari già questa è una cosa, è già un'idea su quale poter puntare, vedere un attimino se c'è qualche sotto i 12 anni garantiamo il tampone gratuito. Sotto. Sotto cioè Pulcini. Sì, vabbè, ma però dai 12, capisco che l'età importante dai 12 ai 18 è quel limbo nel quale c'è la libertà di scelta e ci sono i genitori. Io vi inviterei qua, li ringrazio perché abbiamo dicevamo prima, abbiamo vinto gli europei, abbiamo fatto man bassa alle Olimpiadi, mai successa una roba del genere come Veneti, cioè anche a Massa. E sta andando bene le cose, abbiamo 3 squadre, venite qui, 3 squadre, adesso vi invito tutti, 3 squadre venete, calcio 5 femminile che vanno in Serie A. Inizia il campionato ad ottobre, sono porto da Padova, visto che sono qua, Massimo Mingardi, calcio Padova, e Walter Pepato, prego, così vi vedono, Alfredo Verza e Alberto Viaro del Polisportiva Granzette, prego, accomodatevi, e poi
Alessandro Betteghella, Giovanni Bordignon e Lucio Solazzi dell'Audace 5 Verona. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Due parole dall'assessore Corazzari, una parola al gruppo Testa, veloci. Sì, grazie. Sicuramente è una bella occasione questa, perché è una manifestazione di eccellenze sportive venete. Il Veneto è regione di sport, di sportivi, ricordiamo quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline, migliaia di società sportive, di ASD e veramente un polmone pulsante di quella che è una comunità veneta votata allo sport. Quindi i risultati che arrivano e rispetto ai quali noi tutti ci emozioniamo nelle grandi competizioni sportive, prima fra tutte le Olimpiadi, non sono altro che il frutto di un lavoro che è fatto da un movimento di base profondamente radicato nella nostra regione. Quindi nel dire che lo sport regala emozioni, ma lo sport regala anche un valore aggiunto alla nostra comunità quotidianamente, perché laddove c'è sport c'è vita di relazione, c'è volontariato, c'è crescita di una comunità, e questo è un aspetto sociale che non va mai dimenticato. Quello che vediamo nelle medaglie è una punta dell'iceberg, che non sono altro che un prodotto di un grande movimento rispetto al quale noi come istituzioni dobbiamo avere un sentimento di gratitudine e di forte vicinanza. Quindi mi fa piacere che si parli poi di calcio 5 femminile, perché lo sport femminile sta conoscendo dei risultati incredibili, direi che tengono più che bene testa agli sport maschili, anzi in molti settori raggiungono risultati migliori. Basti guardare, io sono polesano, quindi nella nostra provincia il calcio maschile insomma ha ancora molta strada da fare, mentre questa è una realtà bellissima del calcio 5 femminile. Quindi complimenti veramente a tutti e naturalmente l'impegno che sia un percorso che faccia crescere la nostra comunità veneta insieme. Grazie. Calcio Padova. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Io sono Massimo Mingardi, presidente del Calcio Padova femminile. Noi in questa realtà siamo presenti nel calcio a 5, ma siamo presenti anche molto, e la nostra parte più importante è il calcio a 11, dove abbiamo 9 squadre, dai primi calci alla prima squadra. Noi facciamo solo esclusivamente il calcio femminile, abbiamo sicuramente un accordo col calcio Padova maschile per quanto riguarda il settore giovanili, per il resto è tutta farina del nostro sacco, come si suol dire. Basta, ringrazio di questo invito che ci ha fatto la Regione, la figura del Governatore Zaia, per rappresentare questa società, e in bocca al lupo a tutto per il prossimo anno, stagione sportiva. Prego. Buongiorno a tutti, Alessandro Betteghella, Presidente Audace Calcio 5 Verona. Grazie Presidente per l'invito, grazie ovviamente anche all'assessore Corazzari e alla Regione per questo spazio. Per noi è motivo veramente di profondo orgoglio parlare delle nostre società, delle nostre realtà. Per quanto ci riguarda siamo partiti dal niente, siamo partiti da molto in basso, adesso trovarci in una istituzione così importante sicuramente ci dà enorme soddisfazione. Siamo 3 realtà che rappresenteremo il Veneto in tutta l'Italia, perché questo è un campionato nazionale, il più alto dei campionati nazionali, e quindi cercheremo ovviamente di onorare al meglio questa opportunità e questa responsabilità che abbiamo, e soprattutto grazie per lo spazio, perché ci permette comunque di far conoscere le realtà, le nostre realtà a tutti i cittadini veneti. Grazie di nuovo. Granzette. Buongiorno, sono Alfredo Verza, il presidente della Polisportiva Marsala di Granzette. Granzette è una frazione di Rovigo, quindi 2000 abitanti. Siamo cresciuti in un modo esponenziale e improvviso. Ci siamo trovati in Serie A l'anno scorso, noi abbiamo fatto già la Serie A l'anno scorso, quel campionato appena finito, ci siamo salvati, questo è fondamentale. Abbiamo una squadra multietnica, voglio dire, arrivano ragazzi dalla Spagna, dal Brasile, quindi è già molto complicato gestire la squadra fuori, poi gestirla in campo è ancora più complicato. È stato un campionato straordinario, rappresentare una frazione, una città e una regione, se posso dire, nel calcio a 5 è stato un onore. Vi ringrazio di cuore per l'ospitalità. Grazie a voi. Grazie mille, grazie. Avete domande ragazzi?
No, io volevo farle una domanda, ma chi siete voi altri che vince adesso? Bisogna salvarsi. Esatto, noi dobbiamo lavorare per salvarsi. Tanto, esatto, Questa è filosofia veneta, intanto bisogna salvarsi. Sì. No, però noi abbiamo un omaggio perché ogni volta che Anche noi ce l'abbiamo. anche noi. ogni volta che vincete le vostre ragazze devono sventurare una roba. Bene. Benissimo. Eccolo qua, diamo una a No, testa. questo nel leone. Una maglia con il leone? Beh, Bello, grazie. meraviglioso. Grazie, bello. Grazie. Bello. Ogni gol o Ogni gol. Ogni gol. Ogni gol. Grazie. Questa è contraria? No, leone testa di zoo, No, è giusto così. Sì. Giusto? Siamo giusti così? Perfetto. Sì. Bene. Grazie. Vieni qua a fianco al grande. Ah, vieni qua. Vieni con la serie. Se lo dico tutti dopo. Come Piero. Sì, esattamente. Esattamente. Saremo una palla Grazie a voi. Grazie. Anche a noi è un piccolo omaggio. Con le maglie. Possiamo insieme se volete. No, vengo per te. Tutte le maglie. No, stiamo una dai. Dove saremo? Federico? Oh, ecco, beh, quindi questo è ancora per lui il primo consiglio dei mai. Grazie. Calcio palla, visto? Mattino come studio del segretario. gli avversari più forti chi sono? No, abbiamo una bella squadra, però ci sono squadre molto forti, va bene. Quest'anno abbiamo cambiato l'allenatore, perché solo Salvacci e Posto. Corazzari è una figura importante. C'è. No, ci sono squadre. No, ci sono squadre forti. Quest'anno ritengo che qualche partita andrà anche su Sky, mi pare di capire. C'è una lenta crescita verso il calcio a 5 femminile che è importantissimo, però è ancora un po' troppo territoriale. Presidente, nella strategia dell'organizzazione dei tamponi. Nella strategia dell'organizzazione dei tamponi avete pensato esplicitamente anche al turista tedesco, ovvero offrire dei servizi anche a chi viene qua per turismo, per economia di fatto? Assolutamente sì. Assolutamente sì, ad agosto saranno circa 400.000 i turisti che rientreranno in Germania dal Veneto e faremo in modo di dare anche loro la possibilità di fare i tamponi, ovviamente saranno a pagamento. Li avete chiusi invece quelli per i turisti per caso, se così li possiamo chiamare, ovvero per le lunghe code che si sono formate nei giorni scorsi nei vari centri? Sì, con non poche difficoltà nel reperimento del personale, dell'attesa e anche di garantire il servizio invece a chi ne aveva diritto velocemente, tipo i contagiati, i sintomatici e i contatti dei sintomatici, ma anche i parenti degli ospiti delle case di riposo o degli ospedali che hanno diritto ad avere un tampone gratuito veloce. Quanti tamponi sono
stati fatti nei giorni scorsi? Molti, nel senso che abbiamo avuto giornate anche con 52.000 tamponi. È stata una scelta che ha fatto il Veneto per monitorare il grado di circolazione del virus. Siamo stati gli unici in Italia per fare questo in 2 mesi, però adesso ci dobbiamo adeguare a quello che è ovviamente la direttiva nazionale. Ultima domanda, oggi qui ha presentato 3 squadre di calcio a 5 femminili, sono un po' anche un simbolo della ripartenza, è un po' un simbolo di questo Veneto sportivo che vince. Sì, siamo orgogliosi, e da Federica Pellegrini con la quinta finale alle Olimpiadi e le tante medaglie che abbiamo avuto, ormai è un successo storico, a questa bella realtà che abbiamo 5 squadre di calcio femminile a 5 che andranno in Serie A nel prossimo campionato, tutte e 3 venete. Presidente, lei ha detto che siamo al giro di boa per la variante Delta. Io immagino di sì, da quello che si legge nella letteratura scientifica sì, nel senso che sono ormai quasi 3 mesi di variante Delta in Veneto, ormai ubiquitaria, endemica, i nostri contagiati hanno praticamente tutti variante Delta, e si immagina, lo dice il mondo scientifico, che ad agosto ci sarà il giro di boa, quindi dovrebbe iniziare la discesa. E ha lanciato anche un appello al governo per l'anagrafe vaccinale, ci sono diversi veneti che hanno completato il loro ciclo vaccinale ma non riescono a scaricare il Green Pass. Sì, oppure che hanno avuto almeno una dose, che hanno diritto ad avere il Green Pass, essendo loro oggetto della somministrazione di una dose. Non funziona l'anagrafe vaccinale perché noi abbiamo tante segnalazioni, debbono assolutamente, come da un lato si chiede il Green Pass, dall'altro devi mettere tutti nelle condizioni di avere il Green Pass. Non ha senso fare una legge se poi non funziona. L'anno prossimo la scuola in presenza, lei ha detto anche ci saranno delle scuole sentinella con dei test salivari. Sì, noi vogliamo incentivare e incrementare il tema dei test sulle scuole sentinella, ovvero monitorare il grado di circolazione del virus nelle scuole. Lo faremo con tutta probabilità con delle scuole obiettivo in Veneto e lo faremo con i test salivari, quindi con un'invasività che è ridotta a 0 rispetto alla raccolta del campione. La pandemia in Veneto è costata almeno 1 miliardo. A mio avviso sì, avevo un conto qualche mese fa di 700 milioni, ma si sta continuando a spendere. Questo è un capitolo che è bene che da un punto di vista sanitario, di tragedie umane e finanziario si chiuda velocemente. Perché sono anticipati in buona parte questo miliardo? Ma sì, ne abbiamo anche avuti riconosciuti come interventi straordinari, però è pur vero che queste sono tutte spese che poi non ci torneranno più nel bilancio, cioè quando tu spendi 700-800 miliardi di euro per il Covid sai che li hai spesi. Parlava di incentivare i vaccini, nel senso l'esempio della formazione di calcio che vuole appunto avere un gruppo di persone vaccinate. Com'è che intendete fare tutto questo? È semplice, il contatto se lo si deve creare con la ULS, quindi con la direzione generale della ULS dove si è. Se sei un'associazione e pensi di avere un gruppo di persone che fanno massa critica, si possono valutare anche delle somministrazioni in loco. Ad esempio l'esempio tipico è quello della squadra di calcio che porta tutto il vivaio dei ragazzi, ci porta magari i familiari eccetera, quindi comincia a fare 200, 300, 400 vaccinazioni in una sessione, direi che è positivo. Grazie. Buon lavoro. Parlando di altre cose, oggi questa la Giunta avete preso qualche provvedimento? No, la Giunta era ieri. Per quanto riguarda lo Stato... Eccoci, dunque avete sentito allora le parole del Presidente Luca Zaia. Vi ricordo che stiamo trasmettendo in diretta da Palazzo Balbi a Venezia, sede della Giunta regionale. La variante Delta è al giro di boa, tra poco presumibilmente dovrebbe iniziare la discesa, ciò non significa però che si debba abbassare la guardia. Avete sentito anche durante la conferenza stampa, è stato sottolineato come ci sia una seppur lievissima crescita dei contagi. Generalmente è stato chiesto al Presidente Zaia di fare un identikit dei ricoverati, si tratta di cinquantenni non vaccinati. È presto per abbassare la guardia, però la campagna vaccinale oramai sta viaggiando oltre il 50%, siamo circa il 56% ha completato il proprio ciclo vaccinale, per cui insomma non mancano anche i motivi per guardare con ottimismo a una ripresa post pandemica. Io direi che da Palazzo Balbi è tutto, vi restituisco la linea. Grazie allora a Filippo Fois e anche a Sandro Ponco che hanno seguito allora questo punto stampa da Palazzo Balbi, molto variegato, l'avete sentito, si è fatto un po' il punto della situazione anche del Covid, in attesa di sapere quello che emergerà proprio in questi minuti, e lo scopriremo fra poco cosa emerge ad esempio da Vicenza con la nostra Gabriella Basso, perché tutte le ULS stanno illustrando i loro piani dopo l'aggiornamento del piano di sanità pubblica sui tamponi.
tamponi, ma anche sulle vaccinazioni. Quindi fra pochi minuti ci collegheremo con Gabriella Basso. E allora avete sentito una cifra importante, 1 miliardo il costo per la regione della pandemia, una variante Delta che potrebbe essere arrivata in agosto al Giro di Boa e quindi dovremmo vedere forse un calo. Ne parleremo fra poco anche con Massimo Guerriero, il professor Massimo Guerriero, epidemiologo, per capire com'è lo stato attuale della situazione dei ricoveri e dei contagi. La conferma del fatto che a settembre dovrebbe partire il progetto delle scuole sentinella con i test salivari in classe per tenere sempre monitorata la situazione dei contagi. La conferma purtroppo anche del fatto che il 70% delle persone ricoverate in Veneto negli ospedali sono persone non vaccinate. Di queste poi la maggior parte di quelle che si trovano in terapia intensiva sono non vaccinate. Insomma, tutte queste novità, comunque queste conferme, un discorso anche sul contagio, il focolaio alla colonia estiva di Caorle, quindi l'intervento dell'ULSS 3. E poi avete visto il premio anche alle società sportive in un'annata, quella del 2021, che ha visto l'Italia primeggiare prima gli europei, poi le Olimpiadi, con anche protagonista il Veneto. Il giusto riconoscimento anche alle società sportive. E a proposito di società sportive, anche il discorso della Vax Day che si sta organizzando tra Mogliano e Preganziole, quindi questo incentivo alla vaccinazione che potrebbe essere un aiuto proprio per togliere il peso sui Covid point che poi dovranno essere utilizzati per le vaccinazioni. E sappiamo che sono previste in questi giorni le vaccinazioni della Fast Vax, e quindi un aiuto importante per raggiungere il maggior numero di persone può avvenire anche dalle associazioni, da un appello che è stato fatto da Zaia più volte. Non so se siamo già in grado di collegarci con Vicenza con la nostra Gabriella Basso, però allora proprio di Vicenza parliamo con un servizio proprio di Gabriella Basso che ci racconta l'altra faccia della medaglia del Green Pass, e cioè le situazioni di tensione che si sono create in questi giorni per i gestori che hanno applicato il Green Pass. Allora a Vicenza si è arrivati purtroppo anche alle minacce, guardate. Il turista è forse quello più civile e educato, che rispetta le regole del loro paese e del nostro paese. Arrivano sulla porta e ti presentano il Green Pass, hanno il Green Pass oppure una tessera sanitaria con scritte le vaccinazioni e il documento in mano. Qua in Italia sento tante discriminazioni, arrabbiature, insulti. Il Green Pass divide, accende gli animi e fa oltrepassare la linea di confine del vivere civile, arrivando alle minacce, agli insulti di chi non si vuole adeguare, i cosiddetti no Green Pass. È quello che è accaduto domenica proprio a Sonia Scussolin, gestore di un bar in centro storico. Un gruppetto, prima di 5 poi 10 ed infine arrivato ad una quindicina di persone, a più riprese si è presentato davanti al suo locale, insultandola per la sua posizione a netto favore del Green Pass, tanto da chiederlo anche per andare in bagno, anche se non sarebbe necessario. Io ho i miei clienti che vengono qua da tanti anni che mi hanno detto: però se vanno in bagno chi è che mi dice che là io non mi infetto? Visto che sei una persona che ha sempre rispettato i protocolli e noi qua ci troviamo bene, per favore cerca di controllarci anche questo. E io per i miei clienti lo faccio. No Green Pass, agguerriti, aggressivi, verbalmente pronti alla provocazione, minacce anche i clienti vaccinati, accusandoli di far perdere il lavoro a chi non lo è. Un clima incandescente che ha visto successivamente l'intervento anche delle forze dell'ordine. Il timore è adesso per il prossimo fine settimana, quando la via sarà animata da una festa. Scontri e diverbi non mancano anche tra i clienti. Si sono un po' scornati per via del discorso dei vaccini, dei pro-vax, dei contro-vax. Aggressività che è nell'aria anche solo per il rispetto di un'ordinanza comunale. Qualche sera fa un cliente voleva a tutti i costi essere servito al banco, gli ho detto guarda no, gli ho detto c'è un'ordinanza comunale che ci impone di stare tutti seduti. Questo a un certo punto mi ha anche detto voglio vedere l'ordinanza, voglio così, voglio colà.
Questo è un po' il racconto di Gabriele Basso, da Gabriele Basso a Gabriele Basso, quindi restiamo a Vicenza perché sta seguendo proprio la conferenza stampa dell'ULSS su come si sta organizzando per il piano di sanità pubblica. Allora, buongiorno intanto Gabriella, allora cosa sta emergendo? Sì, buongiorno a te Nicola e ai telespettatori di Antena 3. In questo momento sta spiegando la direttore generale dell'USL Otto Berica, Maria Giuseppina Bonavina, quello che è il piano di sanità pubblica per quanto riguarda la declinazione sul territorio dell'USL Otto Berica. Però intanto la cosa che è emersa è che c'è stata la corsa ai tamponi ieri sera, dopo la notizia che sarebbero stati a pagamento, c'è stata la corsa ai tamponi nel centro vaccinale di Torre di Quartesolo, quello nuovo che è stato spostato dalla fiera appunto a Torre di Quartesolo, e in una sola giornata sono stati fatti 1000 tamponi, tanto che praticamente il responsabile del centro vaccinale è stata costretta a un certo punto alle 18 a chiudere il centro vaccinale perché era diventato impossibile la gestione. E questo per dare l'idea di cosa ha significato questa decisione della Regione Veneto di fare i tamponi a pagamento. L'altra cosa che emerge per esempio è che in questo momento nell'USL Otto Berica ci sono persone ricoverate, c'è un lento ma graduale innalzamento delle persone ricoverate. Per il momento molte sono malattie infettive, uno in terapia intensiva e un altro in pneumologia, ma quella che emerge è quanto si sia abbassata l'età media di queste persone, perché abbiamo ragazzi di 23, 28 anni, 39, quello in terapia intensiva per esempio ha 52 anni, quindi è scesa in maniera drastica e i cluster che loro riescono a individuare, che riescono a vedere, vedono un'età media tra i 14 e i 29 anni, cioè quei soggetti che fondamentalmente sono più facili ad assembramenti. Ecco. Ascolta Gabriele, mi confermi anche questa notizia che vedo in ANSA di 5 sanitari Novax che erano stati sospesi a Vicenza assieme ad altri 25 colleghi che avevano rifiutato il vaccino, sono tornati sui loro passi, si sono presentati spontaneamente per ricevere la somministrazione della prima dose e sono stati reintegrati al lavoro, quindi c'è anche una marcia indietro di alcuni sanitari Novax. Sì, c'è questa marcia indietro, era già cominciata ancora dopo le prime sospensioni, che erano 37 sospesi, poi già alcuni erano rientrati, man mano si sta tornando, molti sanitari stanno tornando sui propri passi. Chiaramente è ancora un passaggio molto lento e ricordo comunque che ci sono almeno 2000 posizioni che riguardano quella che è la sanità privata, convenzionata o privata, che ancora sono in fase di studio, di analisi, siamo ancora alla fase o di terzo richiamo bonario prima proprio di far partire la diffida. Quindi la situazione è ancora in evoluzione anche da questo punto di vista. Benissimo, allora ti lascio tornare a seguire la conferenza stampa. Grazie Gabriella Basso, ovviamente tutto questo lo vedremo questa sera anche nel nostro telegiornale del Veneto, faremo un ampio spettro delle varie ULSS di come si organizzano. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, prima però vediamo anche le previsioni del tempo per le prossime ore, pubblicità, e poi ritorneremo in diretta. Allora, torneremo a parlare della tragedia di San Pietro in Gui, il piccolo Christian che è morto nella piscina del Padovano, e poi di nuovo il Covid, perché cercheremo di capire dove sta andando questa pandemia. Siamo davvero al giro di boa della variante Delta in Veneto, lo faremo con il professor Massimo Guerriero, epidemiologo dell'Università di Verona. Meteo e pubblicità. Pubblicità e meteo. Previsioni per martedì 10 agosto. Tempo in gran parte soleggiato, anche se non si escludono addensamenti sparsi sulle Alpi, che potranno sfociare in brevi rovesci tra il tardo pomeriggio e la sera, specie sui settori alto-atesini e sull'Ampezzano. In pianura cieli a tratti offuscati da nubi alti di passaggio, temperature in lieve aumento, caldo piuttosto intenso e afoso, minime tra i 17 e i 23 gradi, massime tra i 28 e 33 gradi. Venti a regime di brezza, mare poco mosso. Friuli Venezia Giulia, tempo prevalentemente soleggiato per tutta la giornata con caldo intenso, temperature stazionarie con le minime tra i 18 e i 25 e le massime tra i 31 e i 33 gradi. Trentino Alto Adige, tempo soleggiato con temporanee velature e limitata attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più calde. Temperature minime sui 19 gradi, massime in lieve aumento tra i 29 e i 31. Arrivederci al prossimo aggiornamento meteo.
Rieccoci in diretta dopo il merito e la pausa pubblicitaria. Allora, fra pochissimo ci collegheremo col professor Massimo Guerriero, prima però ne avevamo parlato all'inizio della nostra edizione straordinaria, 2 casi di cronaca delle ultime ore, quello del giovane, del bimbo di 7 anni purtroppo morto a San Pietro in Gun, la tragedia nella piscina, e poi la rapina ad Tivoli, i 2 81enni in balia dei banditi, 3 armati di coltello che hanno portato via 4.000 euro, li hanno minacciati, ovviamente li hanno tenuti in ostaggio per qualche ora. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di San Pietro in Gun, il servizio di Valentina Visentin. È stata aperta un'inchiesta in procura a Padova per far luce sulla tragedia che ha portato alla morte del piccolo Christian Menin, il bambino di 6 anni e mezzo, morto lunedì pomeriggio all'interno delle piscine comunali di San Pietro in Gu. È scivolato in acqua un malore? Tutti interrogativi a cui stanno cercando di rispondere i carabinieri intervenuti sul posto, anche in base al racconto dei testimoni e della bagnina che si è tuffata in acqua non appena si è accorta del piccolo che galleggiava prono nella vasca profonda 1,20 m. La salma del bambino è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore il pubblico ministero potrebbe autorizzare l'autopsia per chiarire le cause del decesso avvenuto in ospedale a Padova, dove Christian è stato trasportato in elicottero subito dopo il primo tentativo di rianimazione. I genitori sono sotto shock, erano andati in piscina per trascorrere una giornata di relax. Christian si era allontanato per giocare con un amico, non si sarebbe mai avventurato solo in acqua. La piscina, dopo la prima chiusura, ha riaperto al pubblico, ma l'area dove il piccolo è annegato è stata posta sotto sequestro. Christian Menin, calciatore della Villa Franchese, viveva con la famiglia a Limena. Il comune, in segno di lutto, ha fermato le giostre attive per il Limena Festival e pronte per la prossima sagra paesana. Così dunque per la tragedia di San Pietro in Gu. Torniamo a parlare del Covid. Saluto e ringrazio il professor Massimo Guerriero. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, torna a trovarci, lei è il nostro faro nel buio spesso, perché ci dà un po' le indicazioni di dove sta andando e di come sta andando questa pandemia. Le chiedo prima di tutto, è d'accordo con il presidente Zaia che stamattina ha detto forse siamo al giro di boa della variante Delta in Veneto? Non c'è dubbio, le stime, dopo vedremo i grafici, ma le stime indicano chiaramente che nei giorni imminenti al Ferragosto si raggiungerà questo picco di questa ondata che è stata chiamata la quarta ondata, e entro la fine del mese di agosto ci si attende un ritorno veramente in basso della curva dei contagi. Allora, vediamole come sempre, lei ci illustra le slide, diciamo, che ci manda. Intanto queste 3V, virus, varianti e vaccini, sono le 3V che caratterizzano questo periodo. Sono le 3V che caratterizzano questo periodo, perché non dobbiamo scordarci che il virus c'è, è presente, dobbiamo fare sempre attenzione e quindi sempre usare le solite misure di protezione per evitare il più possibile l'insorgere di nuove varianti, specie quelle pericolose, e dobbiamo tenere presente che la via d'uscita è una sola ed è il vaccino. Allora, come al solito lei parte, diciamo, dal mondo, da quello che succede nel mondo. Allora, questo è quello che sta accadendo in questo momento negli Stati Uniti. Sì, vi faccio vedere di volta in volta cosa succede in giro per il mondo, perché ad esempio adesso gli Stati Uniti sono di fronte a una nuova impennata del numero dei casi. Vi faccio vedere questa slide perché è importante far vedere come ad una impennata del numero dei casi si assista anche ad una crescita, lo vediamo nel grafico in basso, della mortalità. Questo sta a significare che è vero che in questo momento le ospedalizzazioni sono molto contenute, si stima un effetto 10-15 volte minore delle ospedalizzazioni della mortalità rispetto alle ondate precedenti, ma dobbiamo fare il possibile per evitare ondate importanti, perché ogni volta che aumenta tantissimo il numeratore, cioè il numero dei casi, ovviamente aumenta anche il conteggio delle ospedalizzazioni e della mortalità. Quindi a fronte di recrudescenze molto importanti potremo di nuovo trovarci intasati con ospedali e, ahimè, di nuovo dover registrare ancora tanti morti. Questo invece accade in un altro, diciamo, paese faro, perché è un paese di continuo riferimento, la Gran Bretagna. Ecco, questo per farvi vedere che la Gran Bretagna aveva iniziato una discesa, adesso invece ci sono piccolissimi segnali ancora non definitivi
e probabilmente siamo di fronte a un nuovo colpo di coda del virus. Questo ci serve per dire che in Italia e nel Veneto in particolare stiamo raggiungendo probabilmente l'ennesimo picco di contagio, ma dobbiamo stare molto attenti perché, come si vede, la Gran Bretagna aveva iniziato una discesa molto forte, molto convincente, però adesso di nuovo vedete nell'estrema parte destra della curva, del grafico in alto, quelle barrette che spiccano, che ci stanno a indicare che probabilmente c'è un nuovo piccolo colpo di coda del virus. Adesso invece passiamo alla situazione italiana. La situazione italiana è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo visto con questa variante Delta, che ormai è predominante, stiamo scavallando. Se vedete la freccia rossa proprio ci indica che siamo imminenti ad osservare il punto di massima di questa curva. Fortunatamente la mortalità è sotto controllo, però ribadisco sempre il concetto che ogni morto in più è una sconfitta aggiuntiva, e se vedete una piccolissima ripresa della mortalità c'è stata. Questo perché appunto abbiamo avuto un incremento dei casi, sicché il nostro obiettivo è arrivare a contenere il numero di casi e cercare di contenere soprattutto che si infettino le persone cosiddette a rischio. Fa impressione, mi permetta, vedere più indietro quei picchi di settembre, sia per i contagi che per la mortalità. Ci riporta a un periodo davvero molto difficile. Guardi, spesso si dice che queste curve possono essere un po' poco chiare, invece è importantissimo non far vedere solo la curva degli ultimi mesi, perché noi dobbiamo tenere sotto controllo tutta la situazione, e quindi dall'inizio dell'anno 2020, quando c'è stata la prima grande ondata, va sempre rappresentato tutto il fenomeno, perché si ha la contezza storica di ciò che abbiamo vissuto e ci permette anche di capire cosa potrebbe attenderci nel futuro. Tornando proprio all'Italia, ecco, ricordate il marzo con i contagi e guardate anche il picco delle morti, e poi la famosa estate del liberi tutti, e poi l'impennata di settembre, momenti difficili, dicembre, poi il nuovo picco a marzo, e adesso la discesa è una risalita con la variante Delta. Insomma, è la narrazione di un'epidemia. Andiamo al Veneto. Ecco, il Veneto in particolare rappresentiamo la stessa identica curva, e vedete che anche qui la freccia rossa sta a indicare proprio il fatto che siamo imminenti nel registrare il punto di massima di questa quarta curva, questa quarto punto di massimo. Quindi il Veneto è allineato, diciamo, con la situazione italiana, su una scala decisamente diversa rispetto alle curve che vediamo precedere questa di questo periodo, e molto simile a quella di marzo 2020, marzo-aprile. Cos'è cambiato rispetto a allora? È cambiato che abbiamo imparato a conoscere il virus, qualche arma in più ce l'abbiamo, e soprattutto abbiamo i vaccini. Ecco, infatti vediamo appunto che il picco, la curva, è molto simile a quella del marzo del 2020 o dell'aprile del 2020, insomma, appena scoppiato il caso. Adesso vediamo i ricoverati, altro elemento molto importante da considerare in Veneto al 9 agosto. È un elemento importantissimo, e la questione da tenere qui in considerazione è certamente il fatto che il fenomeno è sotto controllo, e lo vediamo, la curva è decisamente più bassa rispetto agli andamenti e le altezze che vediamo nelle curve precedenti, ma una piccola crescita c'è stata. Quindi in termini assoluti tutto sotto controllo, in termini relativi invece sappiamo che se dovessimo andare ad incontrare una nuova ondata, quella curva tornerebbe alta, cioè niente di nuovo sul fronte. Quindi di nuovo sono i nostri comportamenti che fanno sì che queste curve si alzino o si abbassino. Non è il virus, siamo noi che dobbiamo tenerlo sotto controllo. All'interno dei ricoveri l'elemento più delicato è la terapia intensiva.
Terapia intensiva è un elemento, dice benissimo, molto delicato, perché noi ormai, numeri alla mano, sappiamo che ogni 10 persone che entrano in terapia intensiva, 4 certamente andranno incontro al decesso. Quindi è un indicatore, insieme alla mortalità, che deve essere tenuto sotto strettissimo controllo. E anche qui vediamo situazione sotto controllo, ma comunque una leggera crescita anche della terapia intensiva a fronte di un aumento repentino del contagio. La prossima slide riguarda i decessi. I decessi, che è l'indicatore degli indicatori, nel senso che noi vorremmo ovviamente portarlo a zero. Questo vorrebbe dire che magari il virus potrebbe ancora circolare, ma che non cagionerebbe mortalità. Invece vediamo che, seppur contenuta, anche la mortalità continua a dare dei segnali nel momento in cui aumenta il numero di contagiati. Quindi il concetto è quello che dicevamo in apertura: noi dobbiamo contenere il virus per fare in modo di non dover andare incontro a terapie intensive, con le indicazioni che abbiamo detto prima: ogni 10 persone 4 muoiono, e per mettere fine a questa mortalità che veramente è stata l'evento drammatico di questa bruttissima esperienza. Allora, vediamo le vaccinazioni. Anche qui i numeri cambiano a seconda dell'ultima volta che ci siamo sentiti e visti con le slide. Rispetto al mondo, la prima dose, il Veneto, l'Italia e soprattutto il Veneto sono più avanti rispetto appunto alla situazione globale. Il Veneto sta andando benissimo con le vaccinazioni e sentendo anche il Presidente Zaia, qualcosa migliorerà ancora di più, per cui diciamo che noi in Veneto siamo messi bene con questi tassi di vaccinazione. C'è anche da dire che noi non viviamo dentro un fortino, per cui ci relazioniamo con persone che sono anche fuori dal Veneto, fuori dall'Italia e fuori dall'Europa e così via, perché la globalizzazione ci spinge e ci costringe anche ad avere rapporti con persone di tutto il mondo, per cui benissimo i numeri del Veneto, ma dobbiamo tenere sotto controllo anche i numeri dell'Italia e anche i numeri mondiali, nel senso che noi dobbiamo puntare in maniera decisa ad alzare quella quota di vaccinati a livello mondiale il più possibile, altrimenti non ce la caveremo più. E questo è l'aggiornamento sulle previsioni dell'immunità di gregge. Sono previsioni molto rosee, perché se vedete entro breve noi dovremo raggiungere una quota di vaccinati tali per cui la situazione dovrebbe sgonfiarsi e poi dovremo essere in grado di accompagnarla verso un bruttissimo ricordo. Ecco, vedendo anche la data, con queste cifre potrebbe cambiare qualcosa, ad esempio sul settore scuola, secondo lei? Beh, il settore scuola è la variabile dell'autunno, nel senso che noi sappiamo che oggi possiamo vaccinare i ragazzini che abbiano almeno 12 anni di età e esortiamo tutti a farlo, perché questo potrebbe garantire agli stessi ragazzini di poter rientrare con maggiore serenità a scuola. È chiaro che non sarà un anno identico agli anni che conoscevamo prima del Covid, però certamente sarà un anno migliore rispetto ai precedenti 2 anni scolastici, a patto che appunto non ci sia un innesco di nuove varianti che non riusciamo a tenere sotto controllo. Per cui l'indicazione è cercare di far vaccinare quanto più possibile i ragazzini prima dell'inizio dell'anno scolastico, e poi gli stessi ragazzini e gli stessi docenti, insomma il personale scolastico, dovranno comunque sicuramente fino a dicembre, ma probabilmente per tutto l'anno scolastico, tenere le stesse regole comportamentali che hanno tenuto l'anno precedente, e quindi le mascherine in modo particolare saranno uno strumento importante da utilizzare sicuramente fino a dicembre 2021. E poi è chiaro che ci sono i consueti 3 capisaldi: l'igienizzazione delle mani, il distanziamento e l'uso delle maschere, insomma delle mascherine, perché questo è bene sempre ricordarlo, anche se, come diceva lei, la vaccinazione prosegue, come è successo un po' l'anno scorso, in estate un po' il fatto che non ci sia l'obbligatorietà all'esterno, un po' ci si dimentica, però è importante ricordare anche l'utilizzo delle mascherine sempre all'interno quando c'è assembramento.
Sì, l'utilizzo delle mascherine e avere dei comportamenti adeguati. È chiaro che tutti vogliamo un po' rilassarci, divertirci durante il periodo estivo, ma possiamo farlo anche in maniera intelligente. Sentite, no, che ci sono sempre queste notizie di focolai. La notizia del focolaio è anche, se vogliamo, una notizia positiva, nel senso che non c'è una diffusione massiccia e uniforme del virus, ma troviamo la diffusione del virus laddove ci sono dei comportamenti che agevolino la diffusione del virus stesso. Per cui cerchiamo un pochino di richiamarci all'uso di un po' di intelligenza nei comportamenti e cerchiamo di, peraltro non manca tantissimo ad avere un'immunità di gregge che ci lasci un po' più tranquilli, per cui cerchiamo di accompagnarci con questi comportamenti almeno fino alla fine del mese di settembre, i primi 15 giorni di ottobre. Professore, allora le chiedo in definitiva poi in chiusura anche del suo prezioso come sempre intervento. Varianti, abbiamo sentito, siamo al giro di boa per la variante Delta. E il problema è che ce ne sono altre di varianti, abbiamo sentito parlare di Epsilon, di Beta, diciamo nel mondo. E allora cosa dobbiamo aspettarci anche con questo vaccino? È un vaccino che, così diamo qualche chiarezza a chi ci ascolta, insomma è un vaccino che ci può proteggere anche dalle altre varianti. Superiamo la variante Delta, ma come dire, chiusa una porta se ne apre un'altra di un'altra variante. Questo magari può generare un po' di sconforto nella gente che non vede la luce in fondo al tunnel. Beh, allora, di varianti ce ne sono di continuo. Il virus fa il suo mestiere, cioè ogni volta che trova un ostacolo cerca di superarlo e cerca di superarlo variando. Come dicevo, di varianti ce ne sono tantissime, le si potrebbe registrare tutti i giorni, perché ogni volta che il virus fa una copia diversa rispetto alla versione precedente. L'importante appunto è che non nasca una variante in grado di sfondare il vaccino. Lo sappiamo noi a priori? No, non lo sappiamo, ed è per questo che dobbiamo limitare la circolazione del virus, proprio per scongiurare la nascita di una variante che sia in grado di aprire la porta del vaccino. Quindi vaccinandoci tutti e il più velocemente possibile potremo far in modo di bloccare la circolazione del virus e quindi la nascita di eventuali nuove varianti pericolose. Dopo c'è da dire che la tecnologia che è stata sviluppata si presta anche in tempi abbastanza rapidi ad una correzione del vaccino, però resta il fatto che se dovessimo correggere il vaccino e rivaccinare tutta la popolazione, non sarebbe proprio un'operazione così semplice da fare in tempi brevi, come abbiamo visto. Quindi speriamo che adesso ci si vaccini velocemente, che non nascano nuove varianti e che magari si riesca a fare la terza dose, che potrebbe essere di rinforzo per tutta la popolazione, in modo tale da chiudere questo capitolo entro l'anno prossimo. C'è un fronte, per fortuna minimale, ma esiste e che impedisce di arrivare più velocemente all'immunità di gregge, che è quello dei Novax cosiddetti, variegato come mondo. A chi si dice contrario per i vaccini, non tanto per questioni complottistiche o curiose che si leggono dappertutto, ma qualcuno che dice il vaccino abbiamo visto, ci sono anche contagiati vaccinati, allora a che serve? In realtà serve per un'altra cosa il vaccino, per evitare i ricoveri, è così? Serve per evitare i ricoveri e serve anche per indebolire lo stesso virus, perché è vero che ci si può contagiare, ma se uno si contagia senza effetti ed ha una carica di contagiosità molto bassa e passa questo virus con una carica molto, molto contenuta, è chiaro che tutto entrerebbe, diciamo, in una normalità, oppure tutto si potrebbe tenere sotto controllo. Poi vorrei sgomberare anche il tema dei Novax, perché si stima grosso modo che i Novax in Italia siano il 3%. Siano liberi di non vaccinarsi, ma se il restante 97%, o diciamo il 95%, perché magari un 2% non può vaccinarsi per motivi di salute, se il restante 95% si vaccinasse, il problema sarebbe chiuso. Il problema è che è molto variegato, ci sono anche coloro che magari non sono proprio Novax ma hanno i dubbi, ecco, questo è il concetto. Da uomo di scienza, quanto fastidio le dà sentire spesso sfiducia nella scienza?
Questo diciamo che io mi occupo di scienza quotidianamente ormai da 22 anni, è da 22 anni che se ne sentono di tutti i colori con riguardo alla scienza. Diciamo che l'unica cosa che noi possiamo fare è continuare a fare la scienza in maniera seria, rigorosa, e questa è l'unica risposta che noi possiamo dare. Mi pare che i ricercatori che si sono molto impegnati in questo periodo a trovare in tempi record un vaccino abbiano dato la risposta, non una risposta. L'ultima domanda provocatoria: è colpa anche di tanti virologi che si esprimono? E che magari si esprimono con pareri diversi e che mettono in confusione la gente? Ecco, questo a me è dispiaciuto moltissimo, vedere che in alcune situazioni la scienza abbia preso delle parti un po' più da un lato piuttosto che da un altro. La scienza è una, la voce è unica e avremmo dovuto contenere questa confusione che abbiamo ingenerato nella popolazione e che è la misura di quanti oggi non siano Novax ma siano incerti ancora nel andare a fare il vaccino, nonostante i numeri dicano chiaramente che vaccinandosi non si va in ospedale e a maggior ragione non si muore. E come ha ragione, perché il problema, lo diceva lei prima, non sono i Novax duri e puri, ma sono gli incerti, è quello la cifra che poi pesa sulla vaccinazioni. Grazie davvero, grazie e buon lavoro come sempre per tutto l'aiuto che ci dai, insomma, per inoltrarci in un mondo che non è facile capire. Grazie e buon lavoro al professor Massimo Guerriero. Grazie a voi, arrivederci. Grazie davvero. Allora, queste dunque le parole della scienza, i grafici, i dati che non mentono, non possono essere interpretabili, la scienza non è opinabile, i dati nemmeno. Abbiamo visto le slide e dunque questo aumento, questa curva che c'è, però avete visto come grazie alla vaccinazione l'effetto sui ricoveri e sulla mortalità, che pure c'è, è minore. Questa è la situazione in questo momento del Veneto, dell'Italia e anche del mondo. Grazie al professor Massimo Guerriero abbiamo fatto una panoramica anche internazionale per capire come si muovono anche gli altri paesi. Torniamo però poi all'applicazione concreta delle cose, delle norme, e qui è un altro discorso perché non sempre c'è chiarezza, l'abbiamo visto ad esempio a proposito del Green Pass, e purtroppo la tensione resta forte tra utenti, clienti, stessi gestori. Abbiamo visto il caso di Vicenza, vediamo un altro caso a Bassano del Grappa che riguarda un pub. Andare al lavoro la domenica mattina e trovare sulla porta del proprio locale un insulto a caratteri cubitali scritto sul cartello delle disposizioni normative in tema di Green Pass. Un gesto di inciviltà camuffato da gesto di protesta che ha amareggiato il titolare di un noto pub bassanese. È chiaro che trovare insulti per chi sta facendo rispettare regole che ci sono state imposte e che deve fare oltretutto anche da controllore, quindi dobbiamo fare i controllori e rispettare le regole che ci sono state imposte, regole che noi accettiamo perché l'alternativa è solo quella di chiudere. Un'offesa che per il momento resta solo un caso isolato. Per correttezza è giusto dire che noi, parlo dei nostri clienti, ma penso sia in generale, è tutta gente per bene, tutta gente che ha accettato le nuove normative, sono state imposte, gente che ci dà una mano e ci rispetta. Quindi dispiace sicuramente arrivare qui di domenica mattina e trovare l'insulto su un cartello a posto che indica la legge a rispettare. Il locale è videosorvegliato e nelle immagini si distingue bene la persona che ha imbrattato il cartello con la scritta offensiva. Ho visto chi è stato, ma non mi interessa, questo aspetto non mi interessa, non mi interessa niente, a me interessa solo lavorare e che i clienti capiscano la nostra situazione, ci rispettino e ci aiutino. A proposito di lavorare, abbiamo visto le ultime manifestazioni non senza tensioni anche a Treviso con la nostra troupe in Piazza dei Signori. Ebbene, le manifestazioni dei No Green Pass continuano, sono programmate, sono decisi a restare in piazza di sabato in sabato. Adesso però a Treviso si leva la voce dei titolari di negozi e bar di Piazza dei Signori che dicono insomma queste manifestazioni ci danneggiano per svariati motivi. Allora si sono fatti sentire con il sindaco di Treviso perché si faccia portavoce con No Green Pass e scelgano un'altra zona. Sentite.
La piazza la rispetto sempre, perché chi la pensa in modo diverso è giusto che manifesti il proprio pensiero, però nel farlo deve tenere in considerazione che ci sono anche delle attività commerciali che devono lavorare, che purtroppo nelle ultime manifestazioni sono state disturbate e in alcuni casi mi hanno anche evidenziato che hanno perso dei clienti. Da Piazza dei Signori cresce il malcontento di esercenti e commercianti per le ripetute manifestazioni anti-Green Pass. Chi protesta è spesso assembrato senza mascherina, molti sono anche non vaccinati e questo tiene alla larga chi la piazza, soprattutto il sabato pomeriggio, la frequenta per bere qualcosa o andare a fare shopping. Il sindaco Mario Conte si fa portavoce delle lamentele delle attività economiche che stanno cercando proprio in questi mesi di risollevarsi da un lungo, difficile inverno. La voglia di manifestare non deve danneggiare il diritto di lavorare delle attività, per esempio della Piazza dei Signori, quindi se trovassero anche un'altra location dove manifestare liberamente il loro pensiero contro i vaccini, contro il Green Pass, contro tutto quello che vogliono, magari sarebbero anche un supporto importante per quelle attività commerciali che stanno investendo nelle loro attività e che chiedono semplicemente di poter lavorare, e queste manifestazioni glielo stanno impedendo o quantomeno disturbando. È un vero e proprio appello dunque quello che lancia Conte, vista anche l'intenzione degli organizzatori di replicare il raduno ogni settimana. Sindaco che riprende la problematica dei controlli sull'applicazione del Green Pass, ma si dice anche soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi cittadini. Sono tanti i punti da chiarire, soprattutto da un punto di vista del controllo. Devo dire però che l'effetto Green Pass, cioè spingere gli ultimi indecisi a vaccinarsi, sta dando degli effetti positivi, perché la stragrande maggioranza dei nostri cittadini, parlo della città di Treviso, ha deciso responsabilmente e liberamente di vaccinarsi. E un grazie conclude va a baristi e ristoratori che si sono adeguati alla nuova norma e con i quali c'è tuttora un buon dialogo. Vediamo i primi giorni di Green Pass anche nel veneziano, l'abbiamo raccontato nel territorio veneziano, anche il primo giorno ricorderete l'impasse di alcune applicazioni, per cui anche la rabbia degli esercenti. Vediamo Confesercenti come traccia un bilancio e gli effetti anche dell'entrata in vigore del Green Pass per l'economia. Il fatto di aver attuato il Green Pass in questo nostro paese ha portato una maggiore presenza di 2,2 milioni di stranieri in più, soprattutto tedeschi, austriaci e francesi. Infatti le località turistiche sono tutte sostanzialmente full. Turisti che vivono il certificato verde come una sicurezza in più che fa da trampolino di lancio verso le nostre località, spiega Franceschi, che conferma questo trend nel weekend di rodaggio del Green Pass nei locali. Nel veneziano il binomio Green Pass turisti ha permesso di registrare il pienone. Noi abbiamo visto in questi giorni anche le nostre località turistiche, tutti i ristoranti erano pieni, ristoranti e bar erano pieni, quindi il Green Pass non ha avuto una funzione disincentivante nei confronti dei turisti e dei clienti. Restano però, secondo la Confesercenti, da chiarire gli aspetti legati alla responsabilità sul controllo sulle spalle dei gestori. Noi pensiamo che debbano essere chiariti alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità dei gestori. Questo è il punto più critico. Infine l'altro aspetto, quello della civiltà degli avventori. In più di un caso alcuni gestori sono stati attaccati sui social con recensioni negative solo perché nel rispetto della norma hanno controllato il possesso del certificato verde. A questi gestori va tutta la nostra solidarietà, perché sono incomprensibili e non giustificabili questi attacchi, poi soprattutto verso chi rispetta la legge. E poi cosa accade nelle piscine? Lo vediamo ad esempio a Padova con il Green Pass che serve per lo sport. Una veloce scansione all'ingresso e poi ci si può tuffare in acqua. Anche le piscine si sono attrezzate con tablet, telefonini e l'app C19 per scansionare il Green Pass. Al momento per i gestori delle piscine si tratta di un'attività limitata, visto che il lasciapassare vaccinale non è richiesto per chi nuota nelle piscine all'aperto, ma solo per i corsi che si svolgono nelle vasche al coperto. Il vero banco di prova sarà a settembre, quando ricominceranno i corsi a regime. Alla Padova Nuoto alcuni iscritti ai corsi avanzati che si svolgono anche durante l'estate hanno già sperimentato il Green Pass, visto che gli allenamenti sono all'interno nella piscina al coperto.
Green Pass che non è richiesto invece per gli over 12 che frequentano i centri estivi, dato che tutte le attività sono all'esterno. In palestra invece il Green Pass viene richiesto al momento dell'ingresso per tutte le attività in sala e per accedere ai corsi. Pubblicità brevissima e poi di nuovo in diretta. La Beta ULSS ha sospeso circa una decina di dipendenti, diciamo di nostri dipendenti, due sono... Ci sono delle aziende che stanno mandando delle lettere dove dicono ai propri collaboratori: dopo le ferie non tornate a lavorare se non avete il Green Pass. O meglio, in qualche caso, se non vi siete vaccinati. C'è scritto così, ovviamente mi vengono riferite come assessore al lavoro, ce n'è più di una, ma insomma non farò nomi perché la situazione è abbastanza complessa e delicata, ma sappiate che è così. Le parole dell'assessore regionale al lavoro nella nostra diretta di ieri e lo scenario di uno scontro sociale all'orizzonte. Se l'obbligo vaccinale esiste per sanitari e da pochi giorni anche per docenti e personale scolastico, manca una decisione su dipendenti di aziende e fabbriche. Per questo, richieste come quelle raccontate a Donazzan non sono possibili. I sindacati confermano che segnalazioni di questo tipo sono già a loro conoscenza e il commento è chiaro. Al momento questa richiesta è impossibile, è inaccettabile. Il governo ha il compito e anche la responsabilità di decidere se deve essere obbligatorio il vaccino o meno. Anche dalla regione arriva una richiesta di chiarezza. Credo che dovrò parlarne con le associazioni di categoria, perché se è un indirizzo che danno le associazioni di categoria, allora è il caso che lo dicano. Se è una libera, scelta della singola impresa, è un altro aspetto. Io sono abbastanza preoccupata da questo tipo di conflitto sociale che si sta generando. Resta il nodo la necessità di un maggior numero possibile di vaccinati per ripartire in sicurezza, da coniugare con la tutela dei posti di lavoro. Per la CGIL l'unica vera arma resta la sensibilizzazione, in attesa di decisioni che solo la politica può prendere. Al di là che sia utile, anzi importantissimo fare il vaccino per mettersi in sicurezza e per mettere in sicurezza le persone più deboli e più fragili, ci sono compiti specifici del governo e del Parlamento, che è quello di fare le leggi, e i rimanenti cittadini le devono applicare, siano datori di lavoro o lavoratori. Allora, così siamo ripartiti dalla pubblicità con il servizio che abbiamo realizzato ieri, perché è il primo tema che affronteremo con i nostri ospiti adesso. Allora saluto e ringrazio Riccardo Barbisan della Lega, buongiorno. Buongiorno. Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno. E Luigi Susin di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Siamo in attesa di collegarci con Stefano Pelloni del Partito Democratico. Appena si collega, ecco, avverto che chiedo ad Andrea Basso e Alberto Piovesan, che ringrazio in regia, di farmi un cenno. Allora, ripartiamo da qui. Tanti temi. Li affronteremo uno per uno, ma ripartiamo da questo, perché adesso, dopo il fronte scuola che resta comunque aperto, perché come sapete insomma c'è il dibattito sull'obbligo vaccinale, sull'obbligo del Green Pass, scusate, e quindi vaccinale anche per i docenti, anche se comunque la norma c'è, adesso l'obbligo è per norma stabilito, resta il fronte delle aziende. La testimonianza, la segnalazione della stessa Donazzan ai nostri microfoni in diretta è che molte aziende, alcune aziende stanno mandando queste lettere ai dipendenti dicendo: non tornate dalle ferie se non siete vaccinati e se non avete il Green Pass. Ovviamente si è detta preoccupata di questa situazione, perché non essendoci una norma questo non è possibile, e gli stessi sindacati fanno fronte comune su questo. Al di là che ci sia o meno la norma, abbiamo chiesto ieri durante il nostro sondaggio cosa ne pensavate. Allora facciamo vedere cosa pensate di un eventuale Green Pass in azienda, è giusto o meno? Allora il risultato del sondaggio è stato questo: per chi ha chiamato evidentemente, per il 60,8% delle persone che ha chiamato sì, sarebbe giusto il Green Pass in azienda, per il 40% diciamo non sarebbe giusto. Allora ripartiamo da qui, chiedo a Susin, visto che lei è anche un imprenditore, cosa ne pensa. Il Green Pass in azienda è giusto o meno? Può servire? È un'imposizione? Ricordiamo che non c'è una norma, ma dovesse passare una norma, lei cosa direbbe? Ma diciamo che se c'è una norma va rispettata e dobbiamo prendere atto della norma. Oggi la norma non c'è e di conseguenza bisogna prendere atto di questo. Io tra l'altro come
imprenditore ma anche come responsabile regionale dell'impresa e del lavoro di Fratelli d'Italia, le stesse comunicazioni che ha avuto l'assessore Donazzan le sto ricevendo anch'io. Devo dire che il governo deve fare un po', secondo me, di chiarezza, deve mettere in condizioni le imprese di lavorare, di fare in modo che i propri collaboratori possano entrare in azienda in modo tranquillo, e più che la vaccinazione forse sarebbe da prendere in considerazione per chi non così vuole o non ha ancora avuto modo di vaccinarsi, di fare il tampone, avere una possibilità di fare il tampone, anche perché siamo obiettivi. Il Green Pass cos'è che determina? Determina soltanto il fatto che una persona si è fatta o meno la vaccinazione. Da lì a dire che la persona non è positiva, ce ne passa. Diciamo che abbiamo avuto modo nelle settimane scorse di vedere i marinai dell'Amerigo Vespucci, 20 marinai vaccinati con il Green Pass, tutti quanti positivi. Quindi devo dire, qua stiamo veramente mettendo la situazione in un modo dove abbiamo delle persone di serie A, di serie B, nello stesso modo come non si riesce ad andare a determinare in azienda, lo vediamo anche nei locali pubblici. Cioè, questo è una cosa che in questo momento le persone stanno così assistendo a una situazione in cui il governo non riesce più che altro a gestire la situazione. Barbisan, che scenario si pone di fronte per quanto riguarda le aziende? Come riuscire a mettere insieme da una parte la necessità di vaccinare le più persone possibili per raggiungere la cosiddetta e agognata immunità di gregge, dall'altra parte c'è tutto l'ambito della tutela del lavoro. È un discorso che investe anche la scuola. Ma guardi, è un discorso quello della vaccinazione che investe molti, diciamo, una quantità di diritti costituzionali intersecati tra di loro, dalla libertà di movimento, la libertà di impresa, la libertà di decidere quali cure farsi somministrare o meno, rispetto alle quali penso che si stia sviluppando un corpo giuridico normativo nuovo. Anche in questo caso vi sarà da contemperare diverse esigenze, la libertà dell'individuo con quella della salute pubblica, e bisognerà capire se sarà la salute pubblica ancora una volta il tema, diciamo, il bene giuridico maggiormente tutelato. Io credo che non se ne uscirà fino a quando non vi sarà una presa di posizione del governo. Ora come ora la questione è, diciamo, vista la pausa agostana in Italia, ancora, diciamo, vige questa questione per cui le 2 centrali di agosto poco si muove e poche aziende sono aperte oppure a regime, però già dall'ultima di agosto io credo che sia necessario che sia il governo a prendere una posizione chiara, ovviamente una posizione di quelle che non farà contenti in parte del tutto, diciamo, tutti. Ma ormai siamo abituati a questo tipo di, diciamo, di ragionamento, no? Del chiederci cosa deve prevalere nell'ambito della sfera pubblica rispetto ai diritti personali e ai diritti della persona. Viviamo una situazione molto particolare. Io credo che lasciare la questione in mano alla contrattazione, diciamo, locale, se possiamo così dire, di secondo livello tra imprese e sindacati sia sbagliato, e lasciarlo solo nelle mani dei titolari, diciamo, insomma, di Confindustria o delle associazioni datoriali per decidere quale lavoratore possa entrare e quale no, sarebbe altrettanto sbagliato. Credo che ci voglia una posizione del governo ben ponderata, che credo il governo stia anche sviluppando in ragione anche di quelle che sono i dati epidemiologici proprio di questi giorni, direi di queste ore. Dovesse scegliere lei cosa deciderebbe?
Ma guardi, io non vorrei mai che il Green Pass fosse una questione che possa essere discriminatoria. Glielo dice uno che si è fatto il vaccino monodose tanto tempo fa, tutto e subito, senza tanti problemi. E credo che vi siano anche ambienti di lavoro che comportano per forza un assembramento inevitabile e situazioni di lavoro nelle quali si possa mantenere la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, anche continuando a utilizzare quelle che sono le precauzioni che ormai abbiamo imparato, come il distanziamento, la mascherina, l'igienizzazione delle mani. Però credo che si andrà verso un'estensione del Green Pass anche in azienda. Scarabella? Sì. Eccoci, no, non la vedevo. Ok. Eccoci. E io non vi sentivo, quindi c'è stato qualche secondo di panico. Eccoci, allora. No, su questo dibattito del Green Pass in azienda credo che sicuramente si deve esporre il governo in primis, perché serve una normativa chiara, ma deve essere sul solco di quella che è già presente, che riguarda in generale la sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi come oggi, per motivi di sicurezza, un lavoratore può essere già adibito ad altra mansione. Generalmente lo si fa per salvaguardare la sua sicurezza personale. Adesso bisogna applicare questo stesso principio anche nei riguardi della salute più in generale degli altri lavoratori che coabitano in azienda, e quindi quel cittadino che per scelte personali, per motivi di salute comprovati dal medico, non può o non vuole fare la vaccinazione, se può essere messo in un luogo in cui non può recare danno né a se stesso né agli altri, bene, altrimenti esiste nella normativa già attuale la temporanea inabilità al lavoro per motivi di sicurezza. Quindi credo che questa possa essere una strada che può percorrere il governo, applicata al periodo che stiamo vivendo. Lo so, il vaccino non è obbligatorio, però nei luoghi di lavoro non si può andare per stare male. Lo vediamo anche in questi giorni, dove c'è il dibattito di persone che continuano a morire. Se il lavoratore, Green Pass non significa automaticamente vaccino, significa anche sottoporsi a tampone ogni 2 giorni. Se il lavoratore vuole sottoporsi a tampone ogni 2 giorni, ha il Green Pass e quindi può tranquillamente recarsi al luogo di lavoro. Se uno si rifiuta sia di vaccinarsi sia di fare il tampone ogni 2 giorni, ripeto, o viene messo nelle condizioni di non recare danno né a se stesso né agli altri, oppure, ripeto, c'è nella normativa attuale vigenza la temporanea inabilità al lavoro per motivi di sicurezza. Susini stava dicendo? Non possiamo mettere un lavoratore in inabilità perché non si fa un tampone. Si fa fare il tampone casomai, ma non posso mettere... Ma fai obbligarlo? Lo tieni fermo, lo leghi e gli fichi il tampone sopra il naso? Non si può. Ma il tampone penso che sia la cosa minore. Non vuole fare il tampone perché pensa che il tampone gli vada a inserire un chip nel cervello. Cioè, siamo a livello di queste persone qua. No, saranno una su 1 milione, mi auguro. Però c'è gente che crede che dentro il tampone ci sia il Dai, siamo obiettivi, demonio. Non stiamo qua a raccontare le storielle ai veneti, che non è il caso. Parliamo di cose serie. Ogni tanto andate a trovare nelle piazze no Green Pass. C'è anche gente che la pensa così, non è che me lo sono inventato. Sulle imprese c'è la necessità di avere comunque delle situazioni di sicurezza, e su questo non c'è dubbio, ma però voglio porre un attimo l'attenzione. In questi giorni a Jesolo, in via Baffile, guardate che se andate a fare un servizio là si vedono delle cose inaudite, perché veramente in via Baffile la sera ci sono assemblamenti, le persone non portano le mascherine. Là secondo me dobbiamo lavorare, no, sulle imprese, non andiamo a penalizzare sempre le imprese che sono il cuore del nostro paese. Dobbiamo metterli in condizione le imprese di lavorare, di produrre e di far utile. Questo è quello che dobbiamo fare, ma non con questi sistemi qua, assolutamente.
ma forse non si tiene conto che questa precauzione servirebbe proprio per evitare ulteriori restrizioni. Lancio questa forse idea, diciamo, che nessuno ci ha pensato, ma secondo me il governo ha fatto un pasticcio riguardo il Green Pass in questo senso che ora vi dico. Il Green Pass doveva essere il motivo per cui, che sia l'azienda, che sia il bar, che sia qualsiasi cosa, tornare a una situazione pre-Covid. Fai l'evento, fai il ristorante col Green Pass, torni a piena capienza. Non fai col Green Pass, continui a subire le restrizioni del Covid. Fatte in questo senso qua, le aziende dovrebbero essere le prime ad accettare, io mi auguro, questa logica del Green Pass. Se si tornasse alle situazioni precedenti al Covid, con o tutti vaccinati o tutti tamponati e quindi senza virus, io credo che sarebbero le aziende a chiederlo a gran voce. Sì. Non è questione di penalizzarle. No, certo. Bisogna farlo bene. Sappiamo bene chi c'è al governo, vero? Perché certo. Al governo non ci siamo noi di Fratelli d'Italia, quindi magari fateglielo sapere chi c'era. Peraltro, ecco, volevo sottolineare una cosa. Nessuno mi ha mai impedito di fare proposte, neanche all'opposizione in regione. Difficilmente vengono ascoltate le proposte dell'opposizione. Sul fronte che diceva Susini, insomma, il governo non siete l'opposizione a Roma, Diceva Susin eventualmente l'ipotesi del tampone. Ricordo però che da quanto stabilito ieri dal piano di sanità pubblica, il tampone per motivi di lavoro sarà a pagamento, quindi potrebbe essere la soluzione del tampone rispetto al vaccino onerosa per l'azienda. Certo, bisogna fare in modo che le aziende non vengano penalizzate, come dicevo prima. Bisogna fare in modo che le aziende abbiano la possibilità di fare i tamponi a chi non vuole o non può vaccinarsi. Io ne ho una in azienda che non può vaccinarsi perché comunque andrebbe in shock anafilatico e ovviamente ci sono un sacco di problemi, e mettere in condizione l'azienda di poter fare il tampone ogni 48 ore a questa persona che viene comunque al lavoro ed è produttiva, ma sicuramente non la metto in una situazione dove non può lavorare o discriminante, insomma. Allora, stiamo provando a contattare Stefano Pelloni, c'è un problema di microfono, per cui adesso vediamo se riesco a intercettarlo in un altro modo. Nel frattempo, dopo chiederemo anche a lui cosa ne pensa della questione Green Pass in azienda, che è un tema. L'altro tema riguarda quello che un po' si sta sviluppando all'interno del governo in questo momento. C'è un po' di tensione o comunque di divisione sulla questione dei controlli del Green Pass. È un altro tema, un altro fronte. Ieri il ministro Lamorgese ha detto ha anticipato una sorta di linea morbida di questi giorni, perché il gestore non può chiedere la carta d'identità, né le forze dell'ordine possono totalmente occuparsi di questo, perché devono occuparsi anche di altro. Il Presidente del Consiglio Draghi nel pomeriggio ha rettificato dicendo no, saranno controlli severi e diretti. Insomma, non si è ben capito ancora come chi deve controllare. Le stesse forze dell'ordine, abbiamo raccontato in un servizio di Treviso con la polizia locale, manca una direttiva precisa, si attende una circolare proprio in queste ore da parte del Ministro dell'Interno. A Barbisanna questa mancata chiarezza rischia di creare o da una parte confusione o dall'altra una soluzione tra virgolette all'italiana, dove probabilmente non ci sarà l'applicazione del Green Pass. Si spera di sì, ma potrebbero anche non esserci. Come se ne esce? Per quello che ho visto io nei fatti, oggi l'applicazione del Green Pass c'è, nel senso che ho visto alcuni locali chiedere, controllare e verificare, almeno quelli nei quali sono stato io qua a Treviso e dintorni. E credo che il ministro Lamorgese abbia molto da scrivere e poco da comunicare. La nostra opinione sul ministro Lamorgese è nota, non solo in merito alla
questione dei controlli sul Green Pass, rispetto al quale ci troviamo oggi con un Green Pass che funziona e senza regole chiare e certe su chi lo controlli. E la nostra posizione rispetto al Ministro è molto chiara anche sul tema dell'immigrazione clandestina. Non so quante migliaia di persone sono entrate in Italia nelle ultime settimane, centinaia sicuramente, senza nessun Green Pass e senza nessun pass di nessun tipo. Quindi al Ministro noi chiediamo di lasciar stare le ferie d'agosto e anche il Ferragosto, nonostante quest'anno cada una domenica e non ci sia neanche il ponte, e di prendere in seria considerazione tutto quello che sta succedendo sulle coste italiane relativamente agli sbarchi che si susseguono, sbarchi di immigrati clandestini, rispetto ai quali la nostra posizione non è cambiata, anche se purtroppo non c'è più Salvini al Ministero dell'Interno, ma non per questo non abbiamo più l'idea che abbiamo sempre avuto, cioè che l'unica immigrazione che si trasforma in una ricchezza sia per chi arriva sia per chi viene è quella legale, è quella organizzata dallo Stato, è quella con le quote e non questo bailame di gente che va e che viene senza sapere da dove viene e dove va e con nessun documento. Sul tema del Green Pass io ho visto nei fatti abbastanza ordine, gente in coda che esibiva il suo Green Pass tranquillamente, però credo che sia bene che il Ministro si muova nel fare questa circolare per capire a chi e cosa. Devo dire che sul tema dei controlli sempre benvengano i controlli, però il Ministro dell'Interno si renda anche conto che noi abbiamo bisogno di controllare non solo i Green Pass dei cittadini che vanno a mangiare una pizza, ma abbiamo bisogno di controllare anche le coste e le frontiere dell'Italia. Scarabella, allora, sul Green Pass, e visto che ha introdotto l'argomento Barbisana anche su questo, sull'immigrazione, partiamo dal Green Pass. È vero, diceva Barbisana, l'abbiamo anche raccontato nei primi giorni, un po' in tutte le varie redazioni, a parte coloro che dicono non sono d'accordo ma comunque lo applicano, c'è, come si è ligi alla norma, il rischio di queste dichiarazioni o comunque della mancata chiarezza è che dopo, diciamo, l'euforia, chiamiamola così, dei primi giorni si tenda a lasciare un po' andare. Il rischio che il Green Pass venga, come dire, depotenziato a livello così psicologico. Scarabella. Diciamo che io sono in netta minoranza qua, perché io da sempre sponsorizzo l'utilizzo dell'applicazione Immuni invece di tante richieste di controlli che si basano più che altro sulla volontà di chi in quel momento è tenuto e chiamato a farli. Ci dovrebbe essere uno strumento automatico che è in grado di stabilire se posso o non posso accedere in un determinato luogo e che in caso, soprattutto in caso di positività, renda più rapido e più efficace il cosiddetto tracciamento. Volevo collegarmi anche su questo a quanto è stato detto prima da Susin. Ancora adesso si carica tanto ancora la voce sulla cosiddetta positività. Ma adesso che siamo nella stragrande maggioranza comunque vaccinati, non è tanto la positività che deve farci drizzare le antenne quanto i ricoveri, cioè è la malattia che uccide, non è tanto la positività. Prima che non eravamo vaccinati era una questione matematica, tot positivi, tot malati, tot morti. Adesso che è entrato in gioco il vaccino questi rapporti sono completamente cambiati, quindi per assurdo potremmo anche essere per la stragrande maggioranza positivi nel nostro paese ma non sviluppare la malattia perché nella stragrande maggioranza siamo vaccinati. Quindi su questo bisognerebbe focalizzarci, e anche il Presidente Zaia in questi giorni lo ha detto più volte: gli unici che popolano le terapie intensive sono persone che non hanno fatto il vaccino. Quindi la questione del Green Pass può essere enormemente migliorata da molti punti di vista, però non dobbiamo utilizzare queste criticità nell'applicazione del Green Pass
per far passare il pericoloso messaggio che siccome tanto non si controlla, la gente può anche fare a meno di vaccinarsi. E io credo che questi, tra virgolette, messaggi intimidatori arrivati dalle aziende che non valgono niente, perché se non c'è una norma a supporto sono come l'acqua fresca, ma tendono a essere come il richiamo che fanno i genitori ai bambini che non ti ascoltano, cioè gli si fa una minaccia nella speranza che in loro scatti, diciamo, il meccanismo di evitare, diciamo, la cosiddetta punizione, che poi anche se non verrà, l'importante è che, diciamo, si vada verso il comportamento virtuoso, quindi la vaccinazione. Lei quindi sarebbe più per l'app Immuni che per il Green Pass, per rispolverare l'app Immuni? Assolutamente sì, l'app Immuni senza tante richieste, controlli, anche perché dobbiamo mettere le persone a richiedere il Green Pass e poi non c'è nessuno titolato a richiedere il documento, quando un'applicazione diciamo certificata potrebbe dare un unico messaggio se quella persona che ha in mano quel dispositivo ha o no il diritto ad accedere a un determinato luogo. Sul fronte del sbarchi, immigrazione, quindi anche l'operato da questo punto di vista del Ministro Lamorgese? Ma sull'operato del Ministro Lamorgese io credo che faccia quello che può fare. Diciamo che in questo periodo qua ci sono, diciamo, ben altre emergenze che quella immigratoria, e prima sentivo dire dal collega Barbisan che rimpiangeva l'epoca del Ministro dell'Interno Salvini. Vediamo se riesce. Per Salvini, che ci aveva promesso a tutti gli italiani che rimpatriava tutti gli immigrati, diciamo, irregolari. Questa promessa è stata assolutamente disattesa da parte di Salvini, quindi anche se ci fosse Salvini al Ministero dell'Interno non credo che la situazione sarebbe ora come ora molto diversa da adesso. Dopo sentiremo Barbisan la replica. Susin, questione immigrazione e Scarabel dice: perché non utilizzare l'app Immuni? Più veloce, non c'è bisogno del controllo, del chiedersi chi deve controllare, chi no, il documento, eccetera. Allora, partiamo però dall'immigrazione. Ma dall'immigrazione abbiamo comunque un dato di fatto, che è quello che continuano ad arrivare i migranti, non sono controllati, non si fanno controllare e non si fanno fare i tamponi. E cosa dire su questo? È una sconfitta. Lamorgese sicuramente non sta facendo un bel lavoro. Noi continuiamo a dire che l'attività da fare sarebbe quella di mettere un blocco navale in modo che non ci sia addirittura la partenza dalle coste, insomma, in cui partono, in modo che non ci siano neanche incidenti nel tragitto, visto che ne vediamo spesso malvolentieri, perché comunque queste persone sono persone che pensano di venire in Italia per salvarsi la vita e magari la perdono in mare. E questo è, secondo me, una cosa, cioè abbiamo gli hub che sono intasati e non sappiamo più come fare, quindi Lamorgese, secondo il mio punto di vista, deve fare qualcosa che sia più incisivo di quello che sta facendo, perché attualmente non è che si stia non stia mostrando qualcosa di molto interessante e funzionale per bloccare l'immigrazione. Diciamo che per quanto riguarda l'app Immuni abbiamo visto che non è uno strumento ben voluto dagli italiani, non ha funzionato, non funziona, e quindi non credo sia quello che risolve il problema. Il problema che dovrebbe risolvere il governo è che dovrebbe fare più informazione e fare in modo che le persone spontaneamente vadano a vaccinarsi, non sicuramente con misure dittatoriali come stanno facendo col Green Pass, che obbligano le persone ad andarsi a vaccinare solo perché non possono entrare in piscina, non possono entrare nelle palestre, non possono andare a vedere spettacoli, penalizzando tra l'altro anche tutto un settore economico che
a oggi è in grossa difficoltà. Quindi devo dire, per me la cosa importante, tenendo conto che noi di Fratelli d'Italia al Green Pass europeo siamo favorevoli, il fatto di mettere in una situazione le persone di muoversi tra stati, tra paesi, ci va bene, ma per andare dopo a bere il caffè, entrare in palestra o andare a vedere uno spettacolo, secondo me non è sicuramente quello che all'Italia e agli italiani serve. Quindi informazione per dare la possibilità alle persone che oggi sono indecise perché il governo magari ha fatto un gran casino con le informazioni di AstraZeneca piuttosto di altre situazioni, mettere in condizioni i cittadini di essere convinti di andarsi a vaccinare, perché effettivamente lo dice uno che il Covid l'ha preso anche in modo molto violenta ed è così andato a vaccinarsi comunque, anche se avevo un'immunità molto alta e magari potevo fare anche a meno. Quindi io sono dell'idea che il vaccino sia, appunto, come diceva giustamente forse anche Scarabel prima, una situazione che ti mette in condizioni di non morire. Magari puoi essere positivo ma non hai appunto la preoccupazione di morire, però bisogna anche dire che in questo momento qua il modo in cui si sta portando gli italiani alla vaccinazione non è quello corretto. Barbisano, vorrei tornare con lei sul Salvini, ministro dell'Interno. Dice Scarabelli, insomma, si trovasse adesso al posto della Lamorgese non cambierebbe molto la situazione. Susin dice il governo ha fatto troppo casino, insomma c'è stato un difetto di comunicazione, non si poteva fare altro, era l'unico modo, il Green Pass. Allora partiamo da Salvini, ministro dell'Interno, e Lamorgese, ministro dell'Interno. Guardi, Salvini, ministro dell'Interno, oggi il Ministero dell'Interno, guidato dal prefetto Lamorgese, proprio oggi 10 agosto 2021, ci rende edotti di quali sono stati gli sbarchi nel 2019, 20 e 21. Allora, nel 2019, secondo il Ministero dell'Interno, un documento che è uscito oggi e che invito tutti ad andare a vedere su interno.gov.it, nel 2019 abbiamo avuto 11.000 sbarchi, nel 2020 34.000 e nel 2021, deve ancora essere contabilizzato settembre, ottobre, novembre, dicembre, siamo a 31.853. Nel 2019 era ministro Salvini fino ad agosto, agosto-settembre, e gli sbarchi sono stati 11.000. Infatti poi da quando non è più stato ministro, gli sbarchi ad agosto con lui ministro sono stati circa 1.200, a settembre sono stati 2.498. Quindi voglio dire, non è che adesso ci sia tanto da dire. Il fatto che gli sbarchi si siano ridotti con la Lega al governo è una questione, insomma, cioè di fatto, cioè non c'è neanche da discutere. Non riesco a capire Scarabel cosa possa opporre davanti ai dati del ministero guidato da oggi dalla Lamorgese. Quindi non è proprio vero che Salvini faceva esattamente le stesse cose che oggi fa la Lamorgese, anche perché se no la Lamorgese sarebbe sotto processo esattamente come è o è stato Salvini, e invece la Lamorgese non avrà nessun processo perché farà accomodare tutti i migranti e ridurrà i nostri prefetti nuovamente a ruolo di albergatori per nuovi soggiornanti. E quindi su questo non, cioè, mi sembra anche che ci sia veramente da dire nulla questo. I dati parlano da soli. Sul fatto che il governo si trovi in una situazione di un po' di confusione comunicativa dal punto di vista del Green Pass, questo può essere anche accettabile come critica. Io la accetto e penso che la situazione possa essere velocemente raddrizzata, visto il fatto che ci troviamo in costanza della vigenza del Green Pass da pochissimi giorni. Credo che nel giro di una settimana tutto debba essere chiuso, quindi questa confusione anche, come si può dire,
scusabile, e oggi non sarebbe più scusabile tra 15 giorni. Credo e spero che non tanto il ministro Lamorgese quanto il premier Draghi possa metterci una pezza su tutta questa questione di diritto e comunicativa che, diciamo, ha disorientato molti. Lei lascia una finestra di un paio di settimane e poi dice se la cosa non è chiara fra un paio di settimane è un problema, questo è il concetto, insomma. Beh, è un disastro perché riprendono le imprese, ci sono cicli produttivi nei quali le persone stanno a contatto l'una all'altra, inizierà a fare freddo, bisognerà entrare a mangiare nei ristoranti, non si potrà stare fuori, quindi senza Green Pass, le condizioni meteo non ci aiuteranno, sappiamo che la ripresa dell'autunno coincide talvolta e quasi sempre in questi ultimi 2 anni con la ripresa di una ondata. Lei guardi, ci sarà la ripresa delle scuole, sommi tutto ad un fatto che non si sa come applicare il Green Pass, saremo veramente nelle peste, ma io credo che questa non sarà assolutamente la situazione, anche perché sempre più sta intervenendo il vaccino. Vedo che ci sono ancora centinaia di migliaia di italiani che si sottopongono alla prima o alla seconda dose quotidianamente secondo i report del governo, e quindi questo mi fa ben sperare, però non possiamo certo pensare di trovarci a fine agosto che non sappiamo ancora chi deve chiedere cosa quando Tizio o Caio vanno al bar, o non sapere se un operaio può entrare in fabbrica oppure no, o se un ragazzino deve andare a scuola con la mascherina o senza mascherina in classe, perché anche di questo si sta dibattendo in queste ore. Ecco, allora lei introduce anche un altro tema. Scarabella, lo scenario fra, diciamo, un mese è quello della scuola. Come lo vede lei lo scenario della scuola? Sì, una brevissima controreplica sulle performance di Salvini e Ministro dell'Interno. Non c'è solo la contabilità degli sbarchi, ci sono anche la contabilità delle vittime in mare, ci sono anche la contabilità, diciamo, dei rimpatri fatti nello stesso arco di tempo. Sono ridotti sulla base di numeri, diciamo, che sono campati un po' dove sono campati, perché se si mette le persone nelle condizioni di partire su dei gommoni invece che su delle barche capaci di attraversare il Mediterraneo, moltissime persone sono finite diciamo morte annegate senza che nessuno le abbia neanche contate. E sul, diciamo, quello che giustamente ha detto prima il collega Barbisan, che è da incentivare, diciamo, l'immigrazione regolare, cosa ha fatto il Ministro dell'Interno da questo punto di vista? Ha attivato dei canali preferenziali. Sì, abbiamo fatto i ponti aerei con la comunità di Sant'Egidio, informati. Abbiamo fatto i ponti aerei con la comunità di Sant'Egidio, informati. Abbiamo fatto i ponti aerei con la comunità di Sant'Egidio, informati. Su quello non avete fatto assolutamente nulla, perché non faceva notizia, perché la notizia doveva essere tenere i porti chiusi ai disperati, invece di tenere i porti chiusi, diciamo, agli importatori di droga, invece di tenere i porti chiusi, diciamo, a delle materie prime irregolari che entrano comunque nei nostri porti, nel nostro paese, le forze dell'ordine dovrebbero essere meglio impiegate a tenere, diciamo, lontane altri tipi di sostanze e altri tipi di materie dal nostro paese. E questo va anche a beneficio dell'economia regolare, che in questo anno di crisi ha sofferto non solo per il Covid. Quindi diciamo che ci sono... Sentiamo... Il pattugliamento in mare, non esistono solo i migranti. Voleva un attimo, allora la faccio finire poi sulla scuola. Barbisan voleva dire... La scuola. Sì, aspetti un secondo. Allora, Barbisan, su questo... Guardi, non ho capito neanche bene, perché alla fine non ho più sentito Scarabella, deve essere mancata la connessione. Io dico che il ministro Salvini ha fatto con la comunità di Sant'Egidio i ponti aerei. Noi abbiamo sempre predicato il fatto che chi viveva in una situazione di carestia e in una situazione di guerra doveva essere accolto in Italia. Abbiamo sempre preteso però che questo avvenisse attraverso i canali legali, perché chi scappa da una situazione di guerra e può ottenere lo status di rifugiato, la cosa che porta con sé e che ha più desiderio di trattenere con sé è proprio un documento di identità che indichi che viene da un posto dove vi è la carestia o dove vi è la guerra. Quindi voglio dire, tutti coloro che arrivavano con mezzi di fortuna senza documenti
per noi erano persone rispetto alle quali non potevamo di sicuro applicare la regola dei porti aperti. Ecco, poi abbiamo, come si sa, cercato di internazionalizzare la crisi, fidandoci e sperando anche nel buon cuore dell'Europa, degli altri paesi europei. Abbiamo visto com'è finita, nel senso che alla fine gli immigrati ce li dobbiamo sempre giudiziare noi, tutte le riunioni e quindi così è andato. Sul tema, certo. Scarabella? No, dico, Salvini lo vedevano poco nelle riunioni dei ministri dell'interno in Europa quando si trattava del tema, diciamo. Sì, perché doveva assolutamente comparire, diciamo, a Rete 4 e nei vari diciamo, talk show che per la sua propaganda personale di partito, insomma. A Bruxelles questo non funzionava molto. Sì, certo, Barbisano, guarda, mi informo come su chi ha diritto di ricevere il bonus, diciamo, del Covid. Informerò bene. Allora chiudiamo un attimo su questo. Usa la pausa di Ferragosto per informarti. Certo. Allora, Scarabella, sulla scuola, allora apriamo questo scenario. La scuola come la vede? Perché manca un mese praticamente e la situazione appunto tra obbligo vaccinale, docenti, personale, i docenti che dicono certo noi ci vacciniamo tutti, ma se non si vaccinano i ragazzi cosa cambia? I trasporti, cosa accadrà secondo lei, come la vede? Qua bisogna veramente correre in queste settimane e in quelle che, diciamo, ci separano all'inizio dell'anno scolastico, perché sia a livello del personale sia a livello degli studenti, e sento parlare di corsie preferenziali per gli studenti proprio a partire dalle prossime settimane, perché si ricorre il più possibile alla vaccinazione volontaria, sempre sottolineando vaccinazione volontaria, ma solamente questo può evitare di finire come l'anno scorso in una stragrande maggioranza di didattica a distanza e di mettere ancora una volta i nostri studenti in una serie di difficoltà che non è solo una difficoltà sociale, personale, di disagio, ma chi ha fatto i conti ha tradotto anche questa situazione anche in un danno proprio che poi si tradurrà anche in un danno economico per loro, perché essendo meno formati, diciamo, varranno meno, passatemi la semplificazione, nel mercato del lavoro. Quindi questo è veramente un problema molto serio e tutte le istituzioni, dal governo alle realtà locali, alla regione, ai comuni e quant'altro, ognuno deve fare la propria parte per mettere in sicurezza i ragazzi, persone. Assolutamente ricorrere alle vaccinazioni. Susin, l'altro tema è quello della scuola ed è un tema molto 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 delicato e pesante, anche perché lo diceva Massimo Guerriero, l'epidemiologo che avevamo in collegamento prima, la scuola sarà la cartina al tornasole della situazione dei contagi in autunno. Siamo nella quarta ondata, c'è l'elemento, il pericolo delle varianti, insomma la scuola sarà veramente il banco di prova dell'autunno che può farci uscire o meno dalla situazione. Devo dire che sono estremamente preoccupato per quanto riguarda la scuola, perché non vedo attività in questo senso. Siamo su una situazione dove sarà spero almeno quest'anno che vengano rafforzati i trasporti, che vengano messe in condizioni i professori di lavorare in tranquillità in classe e non in DAD, anche per i nostri ragazzi che hanno estremamente bisogno di socializzare. Io ho dei dati appunto di tantissimi ragazzi che sono finiti dal psicologo perché effettivamente i problemi a stare sempre in casa ci sono. Quindi bisogna lavorare su questo, bisogna andare a rafforzare secondo me i servizi pubblici, perché alla fine parte tutto da là e non credo che il fatto del Green Pass possa essere verificato, anche se l'anno scorso hanno messo gli steward a regolarizzare insomma le partenze, però a mio avviso bisogna comunque, come dicevo prima,
cercare di fare in modo che le persone vengano vaccinate, e per farlo serve una informazione massiccia, perché oggi con tutti i social che abbiamo ci passano una montagna di informazioni giuste sotto un certo punto, qualche volta, ma tantissime anche di sbagliate, e questo va a incidere sulle persone che oggi appunto sono Novax, perché sui social si vedono veramente tante notizie talvolta non corrette. Mi fa piacere che Barbizan mi abbia dato ragione, perché ci vede comunque d'accordo su tanti punti, e devo dire appunto che la Morgese in questo momento qua non sta facendo bene. Barbizan che ha dato appunto i dati sono alla luce del sole, quindi mi sembra che siano inequivocabili, non si possono contestare. Barbizan sulla scuola e poi andiamo in pubblicità. Ma sulla scuola mi pare che viga un po' la stessa confusione che vige da altre parti. Mi pare che la scuola sia sempre stata un po' la cenerentola di questa situazione che viviamo dal 2019, un po' così, la prima a essere facilmente chiusa e un po' quella per la quale tanto se viene chiusa non ci sono ristori da dare, quindi non costa nulla chiuderla, e quindi chiudiamola, ecco, senza capire quali sono poi i costi sociali della chiusura della scuola. Guardi, io sono sempre stato tra coloro che molto critici nei confronti della facilità nel chiudere la scuola, veramente molto critici. Per quanto io non sia uno che non faccio parte del comitato tecnico scientifico, e sarebbe un dramma se io ne facessi parte, nel senso che non ne ho le competenze, non sono uno di quelli che pensa di saper far tutto. Però credo che ci sia stata molta facilità. Ho analizzato dei dati anche in quei casi, come nel caso degli sbarchi, e ci sono stati paesi europei fortemente coinvolti dalla pandemia esattamente come noi, che hanno chiuso le scuole molto meno. E tutto poi il dramma attorno al trasporto scolastico, tutta l'impasse che vi è stata tra regioni e Stato, anche quello è stato uno spettacolo, diciamo, specialmente nel Conte 2, veramente così da terzo mondo. Adesso noi abbiamo cambiato premier, abbiamo tante speranze. Io credo che dei passi in avanti si siano visti rispetto a prima, che c'erano PD e 5 Stelle e diciamo soprattutto un premier totalmente inadeguato, e credo che la prova del fuoco sia proprio l'ingresso a scuola, e non credo che Draghi voglia, diciamo, prendere un brutto voto proprio in questa prova. Allora, adesso sentiremo anche Scarabella, ripartiamo dalla pubblicità, ripartiremo proprio dalle parole di Mario Draghi, che parla del reddito di cittadinanza. È troppo presto per dire se verrà ridisegnato, se verrà riformato, come cambierà la platea dei beneficiari. Quello che però vorrei dire è che il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno. Allora, poche parole ma molto incisive, perché hanno riaperto anche il dibattito sul reddito di cittadinanza. Se ne parla in questi giorni. Qual è il futuro, se ci sarà futuro del reddito di cittadinanza? Stante queste le parole di Draghi, insomma, pare che ci sia un futuro del reddito di cittadinanza, ma come deve essere ridisegnato? Deve restare così com'è? Partiamo da Scarabello, Movimento 5 Stelle, insomma, perché il reddito di cittadinanza è uno dei cardini anche del Movimento 5 Stelle. Allora, cosa ha un futuro? Che futuro deve essere? Deve essere modificato? La platea? Cosa dice anche di queste parole di Draghi, che sono importanti? Beh sì, assolutamente sono importanti, che diciamo, il concetto di base sia, diciamo, condiviso e venga portato avanti. Sulla questione che spesso sentiamo, diciamo, criticare il reddito di cittadinanza, cioè quello delle politiche attive, io fin da subito ho detto ai nostri parlamentari: guardate che l'unico modo per far funzionare le politiche attive è di darle, come dovrebbe essere, in mano alle regioni, perché non può essere un ente nazionale che è in grado di gestire questa
situazione veramente complessa. Poi anche là ci sono casi e casi, perché magari ci sono regioni che sono in grado di farlo molto bene, come invece ci possono essere regioni che da sempre lo hanno fatto molto male, quindi non è il darlo in mano alle regioni, diciamo, la soluzione, diciamo, la formula magica che funziona in tutta Italia, però bisogna assolutamente migliorare la parte delle politiche attive, perché sulla parte, diciamo, dell'assistenza assolutamente, a maggior ragione durante, diciamo, la crisi che stiamo e abbiamo vissuto, è stata una delle misure fondamentali. Ne ha parlato anche Zaia oggi, riprendendo una sua intervista al Corriere della Sera, proprio oggi in collegamento a Palazzo Balbi. Lui ha detto: non è una novità italiana, in altri paesi esiste, però abbiamo capito che così come è stato introdotto in Italia ha consentito ad alcuni di lucrare a carico delle comunità senza effetti vistosi sull'occupazione. Difficile, dice, trovare lavoro guardando la TV. Ha però poi anche sottolineato come per una platea di persone sia comunque fondamentale avere questo strumento, quindi non ha rigettato in toto il concetto, nemmeno Zaia, del reddito di cittadinanza, però sottolineando come la vera riforma, secondo lui, secondo la strada, è quella della defiscalizzazione delle assunzioni, quindi l'incentivare le assunzioni per chi è in grado di poter lavorare. Susin. Ma io sul reddito di cittadinanza, più che reddito di cittadinanza, chiamerei marchetta elettorale del 5 Stelle, perché così è stato. Il reddito di cittadinanza vale 10 miliardi su una finanziaria che normalmente, su un momento normale, vale 30 miliardi, cioè, quindi capiamo bene di cosa stiamo parlando. Il fatto del reddito di cittadinanza, io devo dire, sono anch'io d'accordo sul fatto di dare la possibilità di avere un sostegno alle persone, ma non in questo senso qua. Voglio dare così un assist al governo, se posso. Secondo me bisogna farlo transitare sulle imprese, i 700-780 euro che prende una persona, semplicemente l'impresa mette la differenza, si fa così occupazione, si formano le persone e si riesce a fare in modo che effettivamente chi trova lavoro percepisca il reddito di cittadinanza. Oggi ricordo che solo il 15% delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza hanno trovato lavoro. In questo 15% ovviamente ci sono i navigator, no? Che quelli il lavoro lo trovano, diciamo, se così si può dire, per diritto, perché comunque hanno trovato subito il modo di inserirsi. Quindi dico, il reddito di cittadinanza va bene, però dobbiamo tenere anche in considerazione che comunque ci sono delle persone che non hanno mai fatto niente e prendono 780 euro. Ci sono delle persone che hanno versato 43 anni di contributi e magari prendono 500 euro. Allora, cioè, questa cosa qua deve essere, secondo me, un po' rivista, rimodulata e rimessa in ordine, perché non può essere che una persona che ha lavorato una vita prenda meno di chi non ha mai fatto niente. Barbisan. Sì, sul reddito di cittadinanza l'unico problema vero del reddito di cittadinanza è quello che non è mai partita la parte della politica attiva del lavoro. Io vorrei sapere quante persone è stato mai offerto il cosiddetto terzo, la terza occasione, il terzo lavoro, e a quanti poi a seguito del rifiuto eventuale è stato tolto il reddito di cittadinanza. In parte una verità su quello che diceva Susin c'è, cioè se noi andiamo a confrontare comune per comune dove vi è una maggiore incidenza del reddito di cittadinanza, scopriamo che c'è anche una maggiore incidenza di voto al Movimento 5 Stelle. Questo, per carità, magari è solo un caso, però insomma è un caso che si replica in molte situazioni, specialmente in alcune regioni del sud, e quindi non a caso il Premier Conte pensa adesso di candidarsi, l'ex Premier Conte pensa adesso di candidarsi come capolista in una importante elezione amministrativa in Italia, cioè a Napoli, e quindi dove c'è una percentuale di percettori del reddito di cittadinanza che sarà
immagino 20 volte circa quelli di Treviso, quindi insomma avrà una campagna elettorale facilitata. Devo dire che quando noi appunto varammo il reddito di cittadinanza lo varammo proprio in questa prospettiva, dopodiché gli unici che ebbero il lavoro furono appunto i navigator. Oggi il reddito di cittadinanza si rende necessario, sì, perché vi è tutta una platea di persone che purtroppo da questa crisi del Covid ha avuto delle conseguenze incredibili, e certo che forse però non è la stessa platea di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza da 2 o 3 anni, quando è stato inventato, e che oggi magari non ne avrebbero così particolare necessità. Io credo che ci siano anche delle questioni politiche dietro il mantenimento del reddito di cittadinanza, nel senso che il Movimento 5 Stelle ha appena visto distrutta completamente, passata sotto lo schiacciasassi, la riforma del ministro Bonafede sulla giustizia, e che dopo uno schiaffo del genere per i 5 Stelle sarebbe impossibile stare al governo se fosse toccato anche il totem del reddito di cittadinanza, per cui adesso fanno la figura di essere addirittura loro i primi a dire che il reddito di cittadinanza va tenuto, ma che deve essere un attimo rivisto. Secondo me va rivisto profondamente, soprattutto in quello che è la politica attiva del lavoro, politiche attive del lavoro che sono sempre mancate in Italia. Il reddito di cittadinanza, diciamo nella lettera della legge, non è neanche male, nella sua applicazione è stato drammatico. Peccato, perché il Movimento 5 Stelle ha avuto il Conte 1 e il Conte 2 per poterlo ben applicare, ma mi pare che siano più i casi di truffe e di immigrati che godevano del reddito di cittadinanza senza averlo, rispetto alle persone che veramente hanno trovato un lavoro con il reddito di cittadinanza. Molti hanno trovato un sussidio, pochissimi hanno trovato un lavoro. Comunque vedremo, perché questo governo è difficile da tenere in piedi, ci sono varie esigenze. Credo anch'io che il reddito possa, io sarei uno di quelli che darebbe il reddito alle imprese, magari a scomputo del pagamento di una parte del costo del lavoro, che in Italia è così alto dal punto di vista sia assicurativo che previdenziale. Questa potrebbe essere una buona soluzione. Vedremo che cosa farà il Premier Draghi. Comunque sicuramente il reddito di cittadinanza avrà ancora vita. Allora chiudo con Scarabelli, così chiudiamo con lei. Allora dicono gli altri ospiti una marchetta elettorale, un calcolo politico mantenerlo, altrimenti non c'è più motivo per cui i 5 Stelle stiano al governo. Chiudiamo con lei, cosa dice? Diciamo che se fosse stata una marchetta elettorale, si avrebbe avuto gli effetti, si sarebbero visti anche nelle elezioni successive, così non mi sembra che sia stato, quindi questo dato smentisce questa tesi. Avreste perso ancora più voti. Secondo me sì, proprio, allora buttiamola nelle battute. Quello che diceva prima Susi invece in realtà è già così, nel senso che quando un'azienda assume un percettore di reddito di cittadinanza, quella parte di reddito che dovrebbe ancora percepire viene trasferito all'azienda sotto forma di sconto fiscale. Quindi da questo punto di vista si potrebbe già fare questo, come al solito. Tutte queste cose sono complicate, non vengono conosciute, comunque il reddito di cittadinanza viene visto come il fumo negli occhi basta solo fare informazione, sempre l'informazione che manca. È mancata anche la collaborazione, come dicevo prima, tra governo ed enti locali, perché assolutamente anche sulla partita dei navigator ci sono regioni che hanno fatto più ostruzionismo che collaborazione per cercare di far partire questa parte, che, lo dico io per primo, è fallita, però poteva essere gestita meglio, con una leale collaborazione anche da punto di diversi livelli, delle nostre amministrazioni. Però in Italia va molto di moda, parlare delle cose, e quando si tratta invece di fare qualcosa di concreto
si tende a scappare di fronte alle proprie responsabilità, così come ha fatto Salvini appunto quando ha lasciato il governo Conte 1, che visto che le cose andavano così bene con lui poteva continuare a farle andare bene al governo, invece forse ha fatto un calcolo di costi-benefici e ha pensato che fosse meglio il beneficio di lasciare il governo invece di tentare di far andare meglio questo paese. Vedremo cosa succederà anche con il reddito di cittadinanza. Grazie a Riccardo Barbisan, Simone Scarabelle, Luigi Susin. Stefano Pelloni lo salutiamo virtualmente perché ha avuto problemi tecnici, per cui sarà per la prossima volta. Grazie davvero, noi ci vediamo alle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Arrivederci.